Buongiorno, buongiorno a tutti voi. È un vero piacere per me essere oggi qui con voi. Il mio benvenuto innanzitutto alle autorità, alle istituzioni e a tutti voi imprenditori qui presenti. Siamo qui per un evento straordinario, l'assemblea di Confindustria Verona e Confindustria Vicenza, che rappresentano insieme 3.200 imprese per oltre 170.000 addetti, due territori in cui la disoccupazione è sotto il 3%, che contribuiscono per il 6% all'export nazionale e per il 47% all'export veneto. Un'assemblea unica nel suo genere che ha un altissimo valore simbolico, perché per essere un punto di riferimento per gli imprenditori, e questo in Confindustria è spettacolare, bisogna ovviamente avere un pensiero, uno sguardo che sia il più ampio possibile, e quindi questa connessione sta a significare proprio questo. Ci troviamo nello stabilimento di una multinazionale giapponese, Ebara Pumps, ed eravamo qui anche nel 2014, quando per la prima volta Confindustria Verona e Vicenza hanno realizzato un'assemblea unica insieme 11 anni fa, e in 11 anni di cose ne sono cambiate, così come è cambiata la faccia, la pelle di questo stabilimento, che in 11 anni è diventato headquarter in Europa. Che cosa significa questo? Significa che i fondamentali in Italia ci sono, però c'è un però, e lo dice bene il titolo di questa assemblea pubblica: viviamo nel caos mondiale, caos che, apro e chiudo parentesi, speriamo che con questo primo sì di Hamas condizionato al piano di Trump possa trasformarsi in un ordine mondiale, anche se resta ancora aperto il fronte della guerra in Ucraina. E quindi guerre politiche, guerre commerciali, i dazi che un giorno ci sono, un giorno non ci sono e che poi ritornano. E questo che cosa fa all'interno delle imprese? Crea disorientamento, fa vivere alla giornata gli imprenditori, e gli imprenditori questo non se lo possono assolutamente permettere. E allora diamo subito il via a questa giornata, lo facciamo con il saluto di benvenuto di chi ci ospita. Invito qui sul palco l'amministratore delegato di Ebara Pumps, Mr. Matsushita Minoru. Hi, benvenuto, nice to meet you, Mr. Matsushita. Your welcome greeting from you, il suo saluto di benvenuto. Buongiorno a tutti. Ohayou gozaimasu. Sono Minoru Matsushita, presidente di Ebara Pumps Europe. Sono felice avervi ospiti qui in questa bella sede fatta dalla Magraf. Buona assemblea. Grazie. 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 Uomo di poche parole, però del resto i giapponesi grandi lavoratori, e comunque grazie per il suo messaggio di benvenuto. E allora iniziamo questa giornata insieme, diamo il via ai lavori dell'Assemblea Pubblica di Confindustria Verona e Vicenza.
video che racconta benissimo i temi che affronteremo oggi, caos mondiale, ma i protagonisti sono i territori e la visione degli imprenditori. Ci sarà un passaggio di testimoni oggi qui su questo palco e allora chiamo subito, per iniziare ad affrontare le tematiche più importanti di oggi, Luca Ancetti, responsabile eventi del gruppo Atesis. Mi giro sempre di là, ma in realtà è di qua che arrivate. Luca. Benvenuta Laura Chimenti in questa terra che è a cavallo tra le due province. Qui si incrociano, si incontrano, si contaminano le economie di Vicenza e di Verona. Benvenuta. Dal centro al nord, dal nord-est sono venuta a trovarvi. E allora adesso Luca, che cosa succede su questo palco? Adesso succede che incontrerò i presidenti di Confindustria Verona e di Confindustria Vicenza davanti ad una platea straordinaria. Credo tu sei abituata a grandi incontri, ma questo è veramente da... Io sono abituata a grandi numeri, però non li vedo perché ho soltanto una telecamera davanti. Invece oggi il calore della platea è sicuramente qualcosa di emozionante. Penso che quelli in fondo hanno un CAP diverso, hanno un codice di avviamento postale diverso. quelli là, quelli sono fuori regione. Quelli sono fuori regione. Grazie Luca. Grazie allora, Laura. Buon lavoro e noi ci vediamo più tardi. Grazie. È per entrambi il debutto, la prima assemblea da presidente, arriva qualche mese dopo l'inizio dell'incarico al vertice di due tra le confindustrie più ambiziose, più organizzate e anche più rappresentative del sistema nazionale. Benvenuta a Barbara Beltrame Giacomello, presidente di Confindustria Vicenza. Grazie Luca. E benvenuto a Giuseppe Riello, presidente di Confindustria Verona. Grazie presidente. Penso che siate emozionati, lo sono io. Capita poche volte di avere una platea così numerosa, capita solitamente alle star della musica e peraltro voi andate anche bene perché non vi faccio cantare, almeno non è in scaletta, ma poi vediamo. È comunque questa rappresentanza un riconoscimento alle associazioni di cui voi siete i presidenti ed è la conferma di quanto sia importante per questo Paese coinvolgere ancora di più di quanto non avvenga oggi i corpi intermedi. So che siete emozionati, l'emozione toglie il respiro, non vi toglie però la voce. So che la Presidente Barbara Beltrame vuole iniziare con un saluto caloroso a tutta l'Assemblea. Sì, buongiorno a tutti e wow, vedervi da qui è veramente pazzesco, si vede proprio la forza delle nostre imprese e la voglia che abbiamo di agire tutti assieme. Prima di parlare di lavoro devo fare un chiarimento che è veramente necessario, perché la scaletta è cambiata, non per un problema organizzativo e neanche per una scelta nostra. Sapete che io sono una persona chiara, per chi mi conosce, e anche molto schietta molte volte. Io voglio ribadire qui che il Veneto non è una terra di conquista, perché la fiducia dei veneti si deve guadagnare e non viene assolutamente regalata. Quindi oggi, davanti a questa platea, questa bellissima platea che c'è qui, quello che noi chiediamo sono risposte e le vogliamo avere adesso e magari anche nel più breve tempo possibile, perché è da tanto tempo che le aspettiamo. Quindi grazie. Ritengo sia un diritto acquisito in forza del lavoro, del fatto di creare valore aggiunto e occupazione che arrivino a breve le risposte che chiedete. Presidente Riello, di fronte ad una platea e di fronte ad un lavoro straordinario per allestire questa assemblea, credo che la parola con cui possiamo iniziare è grazie. Assolutamente sì. Grazie per essere qua a tutti voi, grazie alle autorità, grazie a chi ci ospita, che ha uno stabilimento fantastico. Tenete presente che là partiamo dalla provincia di Verona, arriviamo alla provincia di Vicenza qua di fianco, quindi è talmente grande questo stabilimento che
dove noi oggi possiamo mettere in gioco quella che è la cultura dell'industria fatta dalle persone che sono sedute qua oggi. Io non posso altro che iniziare ringraziando tutti voi per quello che fate tutti i giorni, per quello che fate nelle vostre aziende e per quello che fate per il nostro grande paese. Grazie. Grazie, ci accomodiamo. Un grazie mi permetto di inviarlo anch'io a chi ha voluto che fossi qui a rappresentare il gruppo editoriale Athesis in questa prestigiosa assemblea, un gruppo editoriale che in questo momento festeggia, come voi sapete, ancora la vittoria con l'editore Neri Pozza, la vittoria al Campiello, che è una tappa storica, è un grande successo per il nostro quello. gruppo. Penso siate orgogliosi anche voi di questo straordinario primo grande successo. Presidente Beltrame, come ci ricordava prima Laura Chimenti, l'ultima volta che Confindustria Vicenza ha riunito i propri associati in un'unica assemblea è stato nel 2014, 11 anni fa. Sembra passata un'epoca, però se ricordiamo bene, in quell'anno Israele aveva invaso la striscia di Gaza. C'erano scontri e manifestazioni in Ucraina, c'era stata l'annessione della Crimea da parte della Russia, era iniziata la guerra nel Donbass, c'erano i giochi olimpici in Russia, a Sochi, iniziava la moda dei selfie, questo è un po' più banale, e al governo c'era il centro-sinistra, su questo palco arrivò Matteo Renzi. 11 anni fa un'era passata tra corsi e ricorsi, e rieccoci a Torri di Confine. Confine, un termine che simboleggia un elemento di frattura del tessuto sociale, forse proprio per esorcizzare questa barriera, i confini, anche i confini virtuali che sono i dazi. È per questo che avete voluto un'assemblea assieme, Presidente? Io credo che per guardare lontano servano delle alleanze forti. Vicenza e Verona sono confinanti, sono molto vicine. Abbiamo anche il dovere, io credo, di dover lavorare assieme. Più che altro il dovere, uno, perché ce lo meritiamo, e due, anche perché il mondo di adesso ce lo impone. Questo non significa che noi dobbiamo perdere la nostra, come si può chiamare, ricchezza di personalità, perché ogni territorio ha la propria personalità, ha il proprio valore, e questo deve essere la nostra forza, ma sui punti critici, quelli più importanti, dobbiamo lavorare assolutamente assieme. Dobbiamo farlo come Vicenza e Verona, ma dobbiamo farlo anche come Veneto Est e come Belluno. Abbiamo già iniziato a farlo insieme al Presidente Boscaini, dove stiamo lavorando molto bene e dove ci attendiamo di dare veramente sempre più forza senza dimenticarci la nostra identità. Grazie. Presidente Riello, avete scelto, abbiamo visto, una sigla particolarmente emozionante, peraltro complimenti a chi l'ha realizzata, il titolo La nuova industria nel caos mondiale. Avete scelto un termine bello forte. Caos è dovuto alla crescente instabilità, all'allargamento dei conflitti. Si stima che nel mondo, fatto salvi i 7 che Trump dice di avere risolto, siano circa una cinquantina i conflitti attivi. A questa situazione arriva un aggravamento dovuto a leader che sono sempre più autoreferenziali, autoritari e manipolatori. E poi non dimentichiamo, le organizzazioni sovranazionali come il WTO e l'ONU stanno pian piano perdendo la loro forza, sono sempre più deboli. Ecco, in questo quadro su cui incombe, lei me lo diceva qualche giorno fa, l'incertezza, che è la nemica prima dell'economia. Ecco, quali sono le leve su cui le imprese possono fare affidamento per affrontare e vincere, superare, andare oltre il caos? Allora, prima di rispondere a questa domanda, che è chiaramente molto complessa, volevo rafforzare un po' quello che aveva detto Barbara, cioè il fatto di essere uniti.
Sappiamo tutti che quel detto famoso dice: se vuoi andare veloce devi correre, ma se vuoi andare lontano devi unirti e quindi devi andarci insieme. Questo è quello che abbiamo voluto rappresentare mettendo insieme Vicenza e Verona in questa, chiamerei, assise di imprenditori industriali che sono qui presenti oggi. Il titolo è molto azzeccato per il momento, chiaramente, il caos mondiale. Purtroppo sempre di più negli anni le aziende si sono ritrovate a dover operare in una confusione totale che viene generata dai propri governi, viene generata dall'Europa stessa e dagli altri paesi o mercati che sono attorno a noi, su cui noi dobbiamo vendere i nostri prodotti. È molto difficile oggi fare l'imprenditore, è molto difficile fare industria. Oggi ci troviamo di fronte a delle sfide importanti dove non ci sono certezze. Chiaro, siamo in una zona che è molto produttiva, è una zona che produce, come diceva prima la giornalista, il 38% del PIL del Veneto, è una zona laboriosa, ma è una zona che ha bisogno anche di certezze e di fronte ad un momento in cui di certezze purtroppo non ce ne sono, è una sfida sempre più ardua e io invito tutti a mantenere la barra dritta nonostante le difficoltà che ci sono, perché un po' alla volta noi avremo la resilienza e la possibilità di poter uscire da questo momento così difficile e drammatico. Mi piace perché il finale c'ha questa spruzzata di ottimismo che fa particolarmente bene. Torno alla Presidente Beltrame. Leggevo che, non la leggo spesso la mitologia greca, ma per l'occasione mi sono inoltrato in sta cosa a cui ho fatto molta difficoltà a capire. Beh, per loro caos era il vuoto primordiale prima della creazione dell'universo. Adesso io non so se siamo nelle condizioni per cui si debba ripartire da zero. Una cosa però mi è sufficientemente chiara, e cioè che l'equilibrio naturale su cui si è retto per decenni lo sviluppo economico sta traballando, cioè un terremoto continuo e rischia di saltare quel paradigma del libero mercato. Ecco, ritiene che questo sia un pericolo già concreto o su cui vi state aspettando perché è in arrivo? Credo che il libero mercato, come lo conosciamo noi, non esiste assolutamente più, però possiamo e dobbiamo assolutamente trovare nuove condizioni di nuovi mercati. Purtroppo la crisi del multilateralismo c'è, le organizzazioni sovranazionali sono molto deboli, ahimè purtroppo anche l'Europa, e devo dire che un'immagine che è stata vista nei giornali e nei telegiornali ce l'ha dimostrato molto bene, che è quella di Cina, di India e Russia assieme. Quindi è decisamente cambiato. Io credo che non sia solo una questione di rapporti commerciali, ma siamo proprio di fronte a un cambiamento di mondo. Poi devo dire anche che gli accordi economici purtroppo non sono più accordi economici, ma sono diventati terreno di scambio politico. Perché sul tavolo delle trattative non ci sono solo le percentuali dei dazi, però acquisti forzati e anche investimenti obbligati per centinaia di miliardi, cioè pazzesco. Poi abbiamo anche una cosa che noi non siamo abituati ad avere, un approccio duro degli Stati Uniti che noi non ci aspettavamo, e qui dobbiamo imparare a lavorare assieme con gli Stati Uniti, con questo cambio di paradigma, perché è inevitabile che noi dobbiamo lavorare con loro. Io stessa andrò insieme a Confindustria Nazionale a una missione che si svolgerà a Washington, proprio per capire quali dinamiche, quali accordi si possono prendere assieme per poter lavorare nella stessa maniera. In questo scenario purtroppo pesano ancora di più le nostre difficoltà interne, quindi i costi dell'energia, una produttività ferma da anni, una politica amministrativa soffocante. Quindi dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo assolutamente farlo di più, motivo in più per lavorare tutti assieme.
perché io credo che il nostro Paese valga e noi dobbiamo, e il governo in questo caso, debba stimolare gli investimenti, non fare misure spot, ma deve aiutare le imprese, ma deve aiutare l'Italia a vivere di più tutta la parte commerciale e industriale. Bene, vedo che utilizza con grande generosità il verbo fare, che mi sembra sia un po' uno degli elementi decisivi delle richieste che arrivano da Confindustria. Presidente Riello, in questo mondo in cui non ci sono dubbi governa una sorta di disequilibrio dove le superpotenze non sono più quelle di un decennio fa, i blocchi dell'URSS e degli Stati Uniti. L'Europa, lo ha ammonito al meeting di Rimini il Presidente Draghi, rischia l'irrilevanza. Nello stesso meeting la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato che l'Europa non è finita e non è completa, anzi ha detto è un progetto agli inizi, ma ha pure aggiunto un ammonimento. Ha detto nel frattempo il mondo è cambiato e la forza economica, il soft power, cioè il patrimonio di cultura e di valori di cui andiamo fieri noi italiani, ma l'intera Europa non sono più sufficienti a garantire che il nostro continente sia una potenza globale. E quindi si è davanti ad un bivio e ci sono due strade molto chiare, o riforma o lenta agonia. Ecco, l'Europa di von der Leyen prende la strada della riforma o della lenta agonia? Dal mio punto di vista è un'agonia e neanche troppo lenta, assolutamente, abbastanza veloce. Grazie. L'Europa doveva essere uno strumento che desse un aiuto, un supporto, un appoggio a quello che sono i paesi europei, mentre oggi ci ritroviamo di fronte ad un'Europa che sta creando più problemi che risoluzioni ai problemi. Non esiste un piano industriale, non esiste una linea comune, esistono differenze tra gli stessi paesi, dove nell'Italia si paga il gas di più rispetto ad altri paesi, si hanno delle normative diverse. Doveva essere uno strumento che rendeva la vita più facile all'industria e invece sta continuando ad inserire norme normative che rendono ancora più complessa l'attività lavorativa delle nostre aziende. Teniamo presente che noi ragioniamo e dobbiamo ragionare che viviamo in una realtà dove la burocrazia sta distruggendo l'economia, la burocrazia sta facendo un'attività di logoramento delle nostre aziende e portando via risorse e strutture che avrebbero dovuto essere utilizzate per produrre reddito, per produrre benessere, perché non dobbiamo dimenticare che attraverso l'industria si crea benessere sul nostro territorio, si crea benessere nel nostro paese e questo purtroppo sempre meno viene tenuto in conto. Presidente, qui davanti lei ha la storia dell'industria e non solo di quella vicentina e veronese, non solo quella veneta, ma mi auguro sia anche il futuro dell'industria. Le chiedo, secondo lei gli imprenditori, questi imprenditori, sono ancora europeisti, anzi sono ancora europeisti convinti? Ma potremmo anche fare un sondaggio, ma io sono sicuro che sono assolutamente europeisti, perché non possiamo esimerci dal fatto di creare un mercato forte come quello che è europeo. Però deve essere gestito e regolato con normative e regole nuove che permettano di affrontare le sfide del nostro futuro. Ci troviamo di fronte a contrastare potenze come l'America, potenze come l'Asia e stiamo subendo le stesse nostre regole, perché se ci immaginiamo le regole del Green Deal, quello che è stato inserito per quanto riguarda il settore dell'automotive, tenga presente che questa è un'area molto forte sul settore automotive, sia veronese che vicentina, che è stata distrutta da un'invenzione che si è deciso di fare per essere più bravi di altri, senza magari avere una pianificazione, una strategia e senza discutere con chi dopo
sono gli interlocutori principali che sono le industrie di questo mercato. Noi abbiamo bisogno di un'Europa forte che metta regole certe, che semplifichi la vita delle aziende e che permetta di contrastare quelli che sono i poteri forti che arrivano dal di fuori. Grazie Presidente Riello. Presidente Beltrame, europeisti sì. Europeisti sì, Presidente Beltrame, ma con una dichiarazione molto chiara. Se l'Europa si può considerare ancora primo mondo, il merito è di chi lavora e crea occupazione. Ma tra frammentazione normativa, come ha fatto riferimento il Presidente Riello, sistema della iperregolamentazione che in Europa fiorisce di giorno in giorno, i codici dei veti e dell'unanimità, ecco, con quale tipo di marcia, visto che ha parlato di Green Deal e di automobili, con quale tipo di marcia viaggia l'Europa dei 27 a suo parere? Beh, così com'è proprio non funziona, non ci siamo Non c'è proprio elettrico che aiuti, niente. Così ad acqua li mettiamo. No, così com'è non funziona proprio, nel senso che sulla carta lo siamo, sicuramente, magari quando era nata anche perché c'era la libera circolazione di beni, di persone, adesso purtroppo non c'è più. Possiamo chiamarla una disunione europea più che Unione Europea, perché di fatto abbiamo 27 regolamentazioni diverse. A me viene in mente un po' il rapporto di Letta sul mercato unico, che lui fa una proposta anche interessante, che è il 28° regime, che è un quadro normativo che è affiancato alle 27 ordinamenti nazionali, che è pensato in particolar modo per le aziende che vogliono innovare, le start-up, dentro sempre all'Europa dei 27, che tendenzialmente sarebbe un'idea brillante, ma io non capisco perché serva, visto che abbiamo già un'Europa e dovrebbe già funzionare così com'è. Questa è una cosa che proprio non mi capacito, vuol dire che abbiamo veramente dei problemi. In più dobbiamo anche dire che l'Europa, come diceva il mio amico Riello, ha creato anche delle grandi difficoltà. Oltre all'automotive abbiamo avuto anche a pochi chilometri da noi abbiamo un grande problema che è quello della nuova regolamentazione sulla deforestazione, l'UDR, di un distretto veramente importante per il mondo e anche uno dei più avanzati, e sto parlando del distretto Conciaro, che è soffocato da regole ideologiche che non si sa da dove arrivino. Quindi l'Europa deve stare con i piedi per terra, ascoltare di più noi aziende, che sia l'Italia, che sia la Francia, che sia la Germania o le altre 27, ma ascoltare noi, perché sono le aziende le protagoniste del futuro dell'Europa. Presidente, lei ha correttamente fatto riferimento alla situazione del distretto della Concia, aggiungerei che anche quello del legno, dell'arredo-mobili, viene colpita in maniera altrettanto forte. Cambiamo adesso tema, Presidente Riello, parliamo di demografia. 30 anni fa in Italia si registravano 570.000 nascite annue, oggi sono scivolati indietro, sono 379.000, con un tasso di fecondità che è andato all'indietro da 1,33 figli per donna a 1,20. Anche il nostro Veneto non sta particolarmente bene. Qualche anno fa era tra le regioni con più figli in Italia, oggi siamo 1,15, quindi siamo molto lontani dal 2,1 necessario per garantire il ricambio generazionale. L'inverno demografico si fa già sentire, si fa sentire tra la popolazione scolastica, chiudiamo plessi scolastici a manetta, si fa sentire nella disponibilità di capitale umano. Quindi, Presidente Riello, è indubbio che servano delle politiche demografiche decise, un investimento rispetto al PIL molto più alto di quello che si fa oggi. Ma è anche vero che qualsiasi tipo di politica demografica a sostegno delle famiglie e delle nascite, se avrà effetto, ce l'avrà tra 20 anni e 9 mesi. 9 mesi per
l'arrivo del bimbo e 20 per farlo entrare nel mercato del lavoro. Ecco, nel frattempo quali sono le azioni che servono, che non servono domani, ma che sono urgenti oggi? Ma noi in Italia l'abbiamo già risolto questo problema con il bonus bebè. Abbiamo risolto il bonus bebè. L'assegno 1.000 unico euro a universale. testa, e tutti sono a posto. Ma siamo ridicoli, siamo un paese ridicolo su certe questioni. È chiaro che abbiamo un problema demografico, ma questo è dovuto chiaramente al fatto che in un'economia sempre più sviluppata aumentano gli anziani, diminuiscono le nascite e bisogna fare una politica che trovi una soluzione. E non si può pensare di farlo con un bonus bebè che è sempre fino a se stesso, perché qua siamo il paese dei bonus. Noi dobbiamo fare delle politiche che cerchino di diventare attori di quello che è l'opportunità che danno gli altri paesi. Noi invece siamo spettatori dell'immigrazione, aspettiamo che arrivino i barconi per capire quanta gente arriverà e poi per ridistribuirla. Noi dobbiamo fare delle politiche serie, pensare che in tantissime nazioni, peraltro noi siamo un paese di emigrati, se noi andiamo a vedere Sud America, Australia, America stessa, sono paesi dove gli italiani tanti anni fa hanno pensato di andare a trovare lavoro e oggi dobbiamo pensare di fare al contrario, cioè portare quelle persone a ritornare a lavorare qua. Ma per fare questo ci vogliono delle politiche serie che vadano a costruire delle scuole professionali nei luoghi d'origine. Non si può pensare di averle solo qua, bisogna fare delle operazioni che permettano di prendere quei giovani che hanno anche magari parenti italiani nel passato, quindi sono di terza o quarta generazione, e portarli presso di noi. Ma non è finita, perché poi quando li riportiamo qua ci ritroviamo nell'altro ambito di problemi, che sono quelli dove li metto a dormire, perché abbiamo problemi di ospitalità, lo abbiamo persino per i nostri studenti. A Verona stiamo diventando matti per trovare i posti per gli studenti, visto che abbiamo un'università molto, molto attiva. Dobbiamo dargli anche ovviamente il lavoro e dobbiamo dargli le strutture. Purtroppo questo è un problema che va risolto non solo a livello nazionale, ma sicuramente a livello europeo. Presidente Rielo, c'è poi anche l'aspetto dell'occupazione femminile. Più del 50% delle donne non hanno voglia di lavorare, non possono lavorare perché non ci sono i servizi adeguati se hanno figli. Ma discutevo prima sul fatto che se andiamo a vedere in alcuni asili praticamente liberano il bambino alle 4 del pomeriggio, gli stabilimenti chiudono alle 5. Come si fa ad avere una cosa di questo genere? Come può una mamma andare a lavorare e finire alle 5 quando il suo figlio gli viene messo in strada alle 4? Cioè basta trovare delle soluzioni che siano più coerenti. Poi a noi mancano le strutture, in Italia mancano le strutture, mancano gli asili, mancano le assistenze, cioè ci vogliono una serie di servizi che permettano anche al mondo femminile che ha deciso di fare una scelta di rimanere in casa, ma molte lo hanno deciso perché non hanno altre opportunità, perché o scelgono la famiglia o scelgono il lavoro. Ma in un paese economicamente sviluppato dovrebbe poter essere effettuato uno e anche l'altro, quindi avere sia il lavoro sia la famiglia. Presidente Beltrame, il vostro Presidente Orsini, proprio qualche settimana fa, ospite qui a Verona, ha sottolineato che in Europa si è perso troppo tempo a deindustrializzare e che è urgente rimettere l'industria al centro. E questo ovviamente, l'ha detto lei prima, vale anche per il nostro Paese. Ha ribadito che serve una politica industriale almeno a 3 anni e non a spot con una visione che abbia sempre il breve termine. Mentre in formazione la legge di bilancio, voi avete una sorta di 3 mantra, mi sembra. Il primo è rilancio degli investimenti, dopo quello che dobbiamo riconoscere è stato il flop del 5.0, la semplificazione burocratica e finalmente misure stabili, sufficienti questi per
guardare un orizzonte molto più azzurro? Allora, intanto il mio presidente ha ragione perché serve assolutamente un piano industriale a medio e lungo periodo. 3 anni, mi piacerebbe che avessimo 3 anni, io lo vorrei uno da 5-10, ma mi sembra impossibile. Non lo vediamo né a livello italiano e tantomeno a livello europeo. Il 5.0, per fortuna l'hai detto tu, è stato un flop. Che non sono un imprenditore, Per fortuna questo lo so anch'io. perché doveva accompagnare le nostre aziende a innovare, a fare tutta la transizione green. Non è servito a nulla. Le nostre aziende non sono state proprio in grado di arrivarci perché c'è stata troppa burocrazia, troppi paletti. E non è che lo diciamo noi aziende, cioè basta vedere i numeri, ci sono stati 800 milioni richiesti su una dotazione di oltre 6 miliardi, neanche 1 miliardo. 800 milioni richiesti su una dotazione di 6 miliardi. Sì, cioè praticamente non è stato sufficienti i chiesto numeri. il nulla, quindi facciamoci 2 domande, capiamo perché. La cosa divertente è che noi ce l'avevamo già un piano efficiente, avevamo già l'industria 4.0 che ha funzionato benissimo, aveva funzionato bene. Ricominciamo da lì, lo riprendiamo, lo aggiorniamo con le nuove regole, lo dobbiamo semplificare perché quello ha aiutato tantissimo le nostre imprese. In un momento anche particolarmente... In un momento, sappiamo qual era il momento, era proprio forse... Il momento del Covid. È il momento del Covid, esattamente. Quindi dobbiamo evitare tutte quelle misure spot, l'abbiamo detto io, anche l'amico Giuseppe e anche il presidente Orsini, e cerchiamo di avere regole stabili e molto chiare. Presidente Beltrame, ha l'impressione che sui vostri territori spiri una sorta di vento favorevole alla delocalizzazione? Ah sì, certo, se non agiamo subito sì, sicuramente ci sarà una delocalizzazione silenziosa dei nostri territori. Noi invece abbiamo un patrimonio enorme da valorizzare e da sostenere, abbiamo una manifattura, scusate, delle competenze e una capacità che tutto il mondo ci invidia e quindi non dobbiamo assolutamente andarla a disperdere. Noi dobbiamo essere leader di tutta questa trasformazione che c'è in questo momento e non essere trainati o seguire noi. Siamo noi che dobbiamo farci seguire. Presidente Riello. Soltanto qualche giorno fa, qualche settimana fa, lei ha partecipato qui vicino a Nogara alla celebrazione dei 50 anni di una famosa multinazionale effervescente. Effervescente. Sì. Gasata. Sì. Questo mi porta a parlare di attrattività del territorio, sia per le imprese e anche per le persone, anche per i cervelli che non possono essere solo in fuga da questo paese. Ecco, sul tema dell'attrattività le faccio alcuni riferimenti. I tempi mai certi sul rilascio delle autorizzazioni amministrative, soprattutto quando si parla di temi che interessano l'urbanistica, la complessità della burocrazia, l'avete citata più volte voi, il costo delle energie, la lentezza dei processi giudiziari, il rischio di lunghe controversie e poi altri 2 pericoli che sono legati ai conflitti locali e ai comitati contro. Ecco, sono tutti questi gli ostacoli che disincentivano i capitali esteri, nonostante l'attrattività generale del nostro Paese sia sotto gli occhi di tutti. Sicuramente. Allora, noi peraltro ci troviamo in un territorio fortunato perché ha una logistica e un'ubicazione tipicamente nord, sud, est, ovest, quindi l'area geografica nostra è fortunata, per cui noi abbiamo più... Quella veronese. Quella veronese, ma anche vicentina, perché ci sono parecchie aziende multinazionali in quest'area che sfruttano l'aspetto logistico che è diventato fondamentale, perché anche l'aspetto logistico che oggi è sempre di più solo esclusivamente su ruota e noi si sta cercando di trasformarlo su treni, ma
ci vorrà ancora del tempo, è chiaro che la posizione logistica diventa fondamentale. Però non può essere solo questo il motivo per cui aziende multinazionali vengono sul nostro territorio. Io devo dargli degli strumenti per poter operare in questo territorio, devo dargli delle agevolazioni. Quindi si ritrovano invece ad arrivare in un territorio che è produttivo, che è accogliente, ma con degli orpelli normativi che gli rendono la vita completamente difficile. E quindi di fronte a delle scelte che sono anche vicine a noi, perché se pensiamo solo all'area ex Jugoslavia, alla Romania, alla stessa Austria, hanno delle regolamentazioni che sono fatte ad hoc e specifiche per fare in modo che le aziende vadano sul loro territorio e abbiano delle agevolazioni. Chiaramente per noi significa portare aziende che siano manifatturiere, non solo aziende di logistica, perché noi negli ultimi anni abbiamo tantissime aziende che vengono a fare questi enormi capannoni per la distribuzione della merce, che va bene, ma noi dobbiamo attrarre molto di più le aziende che fanno produttività, che producono, che costruiscono qualche cosa e quindi creano anche un valore aggiunto sul nostro territorio. Torniamo sempre lì, all'ottusità o forse alla non capacità di vedere quali sono i problemi reali da parte non solo del nostro governo ma dell'Europa in generale. Siamo alla battuta conclusiva di questo incontro, vi ringrazio della disponibilità. Io riprenderei il titolo di questa assemblea, o almeno due elementi del titolo di questa assemblea: manifattura del domani e caos. Ecco, se aveste la possibilità di disporre di un superpotere, una cosa un po' da Walt Disney, ma se aveste un superpotere, lei, Presidente Beltrame, come lo userebbe? Beh, io sono più su fare le cose, quindi... Avere un superpotere è un bel giochino, però. Esattamente, no, quello che mi piacerebbe, anzi mi auspico che succeda, è destinare i 65 miliardi del piano PNRR che non riusciremo a spendere nell'industria 4.0, o se non vogliamo chiamarla industria 4.0, chiamiamola in un'altra maniera. 6, diventerà 6. Chiamiamola 6. 6.0 diventerà. Okay, però insomma che riusciamo a spendere i soldi per il nostro futuro. È una letterina che può lasciare nella sedia del ministro Urso quando arriva. Quando arriverà, sì. Gliela lascia lì, poi magari una risposta in qualche modo interlocutoria, ma ci arriva. Beh, il superpotere io lo concedo per qualche istante anche a lei, Presidente Riello. Mi piacerebbe fare tante cose con i superpoteri, però io voglio fare una riflessione nei confronti dei giovani, dove io ho due ragazzi, 2 giovani, e vedo in generale che c'è una tendenza troppo elevata nei confronti del fatto che si possa guadagnare attraverso delle rendite e quindi questo sia molto più facile. Io vengo da una famiglia invece di industriali dove si è sempre prodotto qualcosa, quindi io vorrei che in loro ritornasse il concetto di reddito da manifattura e non guadagni da rendite. Grazie a Barbara Beltrame Giacomello, Presidente di Confindustria Vicenza, grazie a Giuseppe Riello, Presidente di Confindustria Verona. Un applauso meritato per la franchezza, anche per il coraggio di alcune considerazioni senza alzare troppo la voce, perché si può essere efficaci anche senza gridare. Quindi grazie anche per la modalità con cui vi siete rivolti agli ospiti e ai vostri colleghi. Adesso vi lascio da un Luca all'altro e lascio a voi giudicare se il passaggio è in su o in giù. Beh, Luca. No, insomma, ognuno ha del... Non è che vogliamo, anzi. Ma soprattutto sono preoccupato perché vi lascio un incarico che un po' mi colpisce al cuore, perché assumete per poco il ruolo di giornalisti, cioè sarete voi
a rivolgere domande e a fare un'intervista al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie. No, scusa. No, volevo dire, chi conta di più? Un presidente di regione o un giornalista? Vabbè, Giornalisti. vinci facile. Prego Luca. Grazie, Presidente, buongiorno a anche, tutti. perché siamo in scadenza tutti e due giornalista, ve vicini. l'ho detto che è giornalista. No, perché siamo in scadenza, io verso la pensione, lei... No, a dire la verità pensavo fosse già in pensione. Beh, come vedete oggi è un'intervista inedita, insomma, particolare, visto che la facciamo io e Giuseppe. Grazie mille Luca per essere qui Grazie con noi a voi, oggi, grazie. anche perché so che eri pieno di impegni e ti sei dedicato uno spazio. Io, se vuoi, parto subito con la domanda che ti avrei fatto, che è: tu questa regione la governi ormai da 15 anni, un tempo che è veramente lunghissimo, in cui il mondo è cambiato completamente. Quindi che Veneto hai trovato e che Veneto ci lasci? Ce la lasci più connessa, più sicura? Chiedo perché anche in caso di emergenze purtroppo ne abbiamo avute, quindi come ci lasci questo Veneto adesso? Sì, innanzitutto grazie per l'opportunità, complimenti per l'Assemblea. Fatemi salutare il Presidente Orsini, che incrocio sempre nell'Assemblea del Veneto e non solo. La risposta telegrafica, non a livelli giapponesi. Allora, io penso che se mi chiedessero quali sono i risultati del Veneto, potrei star qui a sciorinare, a parlare di Olimpiadi, della sanità che è la prima a livello nazionale. Quello te lo chiedo dopo delle Olimpiadi. A livello però. nazionale, che sono le infrastrutture, molto altro ancora, molte attività che abbiamo fatto. Però io dico sempre una cosa, la cosa che mi dà più soddisfazione è l'aver centrato l'obiettivo, me lo dico da solo, di aver dato uno standing al Veneto che prima non aveva. Quando tu hai standing hai reputation, quando hai reputation puoi candidarti a portare a casa le Olimpiadi, hai potere contrattuale nei tavoli che contano. Io lo dico sempre, ricordo che la prima mia uscita a Palazzo Chigi da Presidente di Regione ha significato il posto sull'angolo del grande tavolo e tutti erano preoccupati che ci fosse la Lombardia. Noi eravamo un po', come si può dire, i fratelli minori dei Lombardi. Oggi, senza nulla togliere ai Lombardi, che sono degli ottimi vicini di casa e è una grande comunità, devo dire che il Veneto ha sicuramente un posto, il posto che si merita. E poi me lo dicono i veneti che vanno in giro per l'Italia, per il mondo e dicono: ma siamo orgogliosi di essere veneti perché di Veneto si parla sempre. Giusto. Grazie. Scusate la voce. Presidente Zaia, allora, noi siamo in un momento di grande evoluzione del sistema delle infrastrutture. L'alta velocità, la fine del tunnel del Brennero, quando mai sarà finito, lo sviluppo delle autostrade, ma anche il rinnovo delle concessioni, altro grosso problema, che appare alquanto problematico, quindi, che dicevamo. La sfida della sostenibilità e dell'integrazione gomma, ferrovia, porti, interporti e aeroporti. Ma noi siamo pronti a questo nuovo futuro che avanza in Veneto? Beh, sì, grazie per la domanda. Io dico che ci abbiamo messo tutto l'impegno. Intanto abbiamo realizzato un'infrastruttura che prima non c'era, che è la Pedemontana Veneta, che è la più grande infrastruttura realizzata in questo paese in questo tempo. E devo dire anche che rispetto alle infrastrutture, io penso che noi dobbiamo chiedere con forza al governo che si chiuda velocemente la partita dell'alta velocità, che è una partita irrinunciabile perché veramente rischiamo di essere tagliati fuori. Si è deciso tutto, si è decisa la progettualità, oggi bisogna finanziare e chiudere questa partita. Dall'altro credo che a livello regionale, lo abbiamo dimostrato con la superstrada Pedemontana Veneta, con il passante di Mestre, con il nostro ingresso e quindi con la nuova società che abbiamo fatto con il Friuli Venezia Giulia per la gestione della 4 in Friuli Venezia Giulia, molto altro ancora, che questo territorio sia maturo, ad esempio, a dar vita a una holding veneta
o diciamo del nord-est delle infrastrutture. Penso che questo debba essere il nostro obiettivo. Dall'altro, rispetto all'intermodalità, c'è il grande tema del ferro, no? Allora, noi abbiamo l'intermodalità che per noi significa sicuramente un terzo aeroporto italiano ben gestito, diciamo, il gruppo Save che comunque è il terzo interlocutore italiano. Dall'altro la portualità, una portualità che per noi risulta essere irrinunciabile. Il porto di Venezia per noi è un porto commerciale, è un porto turistico e non vogliamo rinunciare a queste sue peculiarità. Quindi anche il grande dibattito sulle grandi navi, benvengano le grandi navi sopra le 100.000 tonnellate fuori dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, ma è altrettanto vero che per noi la crocieristica è irrinunciabile. Lo dice una regione che è la prima regione d'Italia per turismo, con 73 milioni di presenze e facciamo circa 18 miliardi di fatturato, vuol dire il 10% del nostro PIL. Infine c'è il tema della nuova diciamo, intermodalità su ferro che per noi significa hypertransfer, ad esempio. Tutto quello che questo investimento che stiamo facendo di studi ad ora, no? Coinvolgendo Cava, coinvolgendo Leonardo, coinvolgendo FS e molto altro ancora, abbiamo dato vita a questo team per mettere in piedi diciamo, questo primo modulo Venezia-Padova di questa capsula che dovrebbe avere la velocità superiore a quella di un aereo, quindi pensare che questo paese, che è il paese più bello al mondo, possa essere diciamo, interconnesso e connettersi diciamo, utilizzando nuove forme di trasporto per beni, quindi per merci e per persone. Ma lì stiamo andando avanti, tanto è vero che abbiamo già presentato il mock-up e vogliamo anche finanziare il primo tratto di 10 km. Grazie. A me basta che usi l'acciaio, va benissimo. Poi mi Prego? hai detto, basta che usi l'acciaio, va benissimo. Sì, beh certo. No, L'acciaio è irrinunciabile. No, a parte gli scherzi. Allora, l'altra seconda domanda che io ti faccio è proprio sulle Olimpiadi. Quindi, che saranno sicuramente una sfida molto enorme e una vetrina meravigliosa per il Veneto, ma che eredità lasceranno nel Veneto queste Olimpiadi e soprattutto cosa possiamo fare già oggi per non fermarci alle Olimpiadi, ma fare del 2027 l'inizio di una nuova stagione di crescita? Beh, le Olimpiadi ce le abbiamo in Veneto grazie a una mia idea e a una mia ostinazione, visto considerato che all'inizio non c'era nessuno al mio fianco. E devo dire che le Olimpiadi oggi per noi significano, da un lato, una vetrina da 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo, 2 milioni di cittadini verranno nei nostri territori. Nella candidatura ho presentato non solo la parte diciamo, sportiva e quella del ghiaccio della neve che è Cortina e le Dolomiti, perché poi nel mio dossier presentai anche Trento e Bolzano, ma avremo anche la chiusura delle Olimpiadi all'Arena di Verona e l'apertura delle Paralimpiadi. Quindi vi do una dimensione di quanto anche si è riuscito a renderla diffusa nei territori. Devo anche dire che uno dei tavoli più impegnativi che si stanno tenendo in queste ore è quello dell'accoglienza, della pianificazione e la presenza di tutti i capi di Stato e di Governo che saranno presenti all'Arena di Verona o nei campi di gara. Le Olimpiadi valgono, lo dice l'ultimo studio di Banca Ifis, 5 miliardi e 300 milioni di euro. E le 3 università che avevamo incaricato all'inizio con il dossier dicevano che le Olimpiadi, sto parlando di Bocconi, Sapienza e Ca' Foscari, dicevano che le Olimpiadi possono valere almeno 1,5 punti di PIL. Detto questo, per noi sono una grande opportunità, in generale per il Paese, che ripeto è il Paese più bello al mondo e si merita questa competizione, che non è stata facile. Vi ricordo che noi abbiamo, e qui torna lo standing, qui abbiamo letteralmente combattuto per avere questa candidatura contro 7 stati. Noi eravamo le uniche 2 regioni contro 7 stati e pensate che tutti dicevano che noi avremmo perso nella diciamo, contesa finale a Losanna contro la Svezia, perché la Svezia tentava per l'8ª volta di avere per la prima volta le Olimpiadi e noi le avevamo già avute nel 1956, quindi tutti dicevano, i bookmaker dicevano siete spazzati, le hanno date a noi queste Olimpiadi. Quindi grande visibilità, è un nuovo rinascimento non solo per i nostri territori ma per il Paese, lo sarà per le imprese, lo sarà per i cittadini, per la comunità. Devo dire che c'è stato un grande lavoro di squadra. A iniziare, voglio ringraziare Confindustria Belluno che è stata tra i primi a sostenere. Beh, adesso oggi è facile sostenere le Olimpiadi, in quelle ore non era per nulla facile, anche perché se non ci davano la candidatura la figuraccia l'avremmo fatta in pochi. E
devo dire che poi noi abbiamo portato a casa una legacy, per parlare di eredità, che è unica. Abbiamo quasi 2 miliardi di euro di investimenti nei territori che altrimenti non avremmo mai visto. Non so. Faccio un esempio per tutti, sono oltre 700 milioni di euro della bretella dalla stazione di Mestre all'aeroporto di Mestre, all'aeroporto di Venezia, 8 chilometri di bretella, dei quali 6 in tunnel, e noi potremo consegnare, ma nel giro di un anno io spero, penso, c'era il Presidente Marchi qui prima, e nel giro di un anno presenteremo una nuova stazione ferroviaria a meno 11 sottoterra presso l'aeroporto di Venezia. Lì ogni quarto d'ora ci sarà un treno. Questo vuol dire modernità, questo vuol dire accogliere i nostri visitatori, questo vuol dire essere, diciamo, connessi. Quindi di legacy ce n'è tanta, c'è la variante di Cortina, la variante di Longarone, il nuovo circuito che vorremmo fare, che sarà il doppio del Sellaronda, Cortina-Civetta, Cortina-Arabba come collegamento. Insomma, di idee ne abbiamo tante, alcune sono già iperfinanziate, altre comunque le finanzieremo. Tant'è vero che per rispondere a un pezzo di prima domanda, quando io immaginai a questo piano contro le alluvioni nel 2010 di 2 miliardi e 7, devo dire che non avevo un centesimo, poi alla fine l'ho realizzato e ovviamente è più sicuro. È vero. Presidente Zaia, come ultima domanda ritorniamo sui giovani, che i giovani sono fondamentali perché noi ormai un percorso l'abbiamo fatto e quindi bisogna pensare alle nuove generazioni. Oggi sul nostro territorio il problema è attrarli e soprattutto mantenerli. Come si fa a pensare a un futuro senza guardare a questi giovani? Le imprese sono pronte a capire come rispondere alle nuove esigenze dei giovani, però ci sono partite che solo le istituzioni possono fare. E insieme cosa possiamo fare per il domani e per questi giovani? Ma io penso che sia fondamentale intanto conoscere bene il processo, perché comunque se io chiedessi qui a questa assemblea quale sia l'idea rispetto alla fuga dei cervelli, tutti direbbero i giovani se ne vanno tutti. La verità è che noi non sappiamo nulla di questi numeri. Sappiamo semplicemente che ad esempio dal Veneto ogni anno dai 18 ai 34 anni se ne vanno 3.500 ragazzi, ma dei quali non sappiamo se vanno a lavorare, se vanno a studiare, se tornano sul luogo del delitto perché hanno vissuto una magnifica esperienza dell'Erasmus, perché comunque si sono trovati una fidanzata o un fidanzato. Nulla non sappiamo. Figuratevi che in questi dati, tanto per dirla fino in fondo, abbiamo anche un dato così grezzo dove all'interno troviamo gli iscritti AIRE, cioè vuol dire imprenditori che lavorano all'estero, che sono i gelatieri, e che vengono calcolati semplicemente perché sono in quella fascia d'età come fuga dei cervelli. Quindi noi dobbiamo innanzitutto capire quelli che ci vanno per opportunità, perché riconosciamolo, il mondo è molto più piccolo di quel mondo che abbiamo conosciuto io mi sono laureato nel 1993 e le opportunità che oggi un neolaureato nel 1993 non c'erano. È un mondo iperconnesso, più piccolo, e quindi il progetto di formazione io lo vedo bene all'estero e penso che sia doveroso che i ragazzi si facciano un'esperienza all'estero. È malvagia la lettura di dire che questa esperienza viene letta come fuga dei cervelli. Poi è inevitabile che se uno va all'estero e si fa l'esperienza, magari si trova anche bene, magari fa anche un progetto di vita, questo sta nelle cose. Però non siamo più davanti a processi di emigrazione analogici che conoscevamo, che so, del primo dopoguerra piuttosto che di fine 800. Mio nonno è nato in Brasile e poi è emigrato a 20 anni negli Stati Uniti, a New York. Cioè, quella è una storia che non esiste più. Dall'altro noi ai giovani dobbiamo dare risposte, ma ad esempio, tu prima lo dicevi, no? Il tema della rendita piuttosto che della produzione. Però è anche vero che il mercato sta cambiando. Quando c'è questa grande discussione, il Presidente Orsini e tutti voi ne parlate spesso, no? Quello della settimana breve, del rimodulare diciamo, l'orario di lavoro. Il tema del nomadismo digitale è un tema che non è irrilevante, quello del nomadismo digitale. Noi siamo, lo dico per la terza volta, il paese più bello al mondo, no? Voi immaginate, l'Italia è il paese della biodiversità, abbiamo solo 4.500 prodotti tipici. Per quanto riguarda l'agroalimentare, abbiamo almeno il 70% di siti culturali del mondo. Possiamo entrare in qualsiasi museo, andiamo al Prado di Madrid e diciamo se togliete tutte le opere degli italiani qua chiudete, e così anche al Louvre. Nonostante questo noi non possiamo pensare di vivere di rendita di posizione. Saluto Coca-Cola che non l'avete nominata prima. Una volta
Dov'è? Dov'è? Eccolo lì. Eccolo là, terza fila. Una volta hanno chiesto al loro presidente perché Coca-Cola, always Coca-Cola. Voi sapete che è il brand più riconoscibile al mondo. Anche nell'ultima capanna dell'ultimo lembo di terra conoscono la bottiglia di Coca-Cola. Gli hanno chiesto, è una roba del marketing questa, perché facesse così tanta pubblicità la Coca-Cola? La conoscono tutti. E lui sapete cosa rispose? Altrimenti bevono la Pepsi. Ecco, la peggior cosa che può fare questo paese è vivere di rendita, di posizione. Sarà la nostra fine. Grazie. Grazie. Grazie mille Luca. Vai. Grazie, peccato. Grazie. Andiamo Bianca. Grazie a Luca Zaia, Barbara Beltrame Giacomello, grazie a Giuseppe Riello per il vostro contributo. Sicuramente avete dato spunti importantissimi per le prossime interviste, per quelle che stiamo per realizzare qui. E allora adesso, con questi spunti che ci hanno dato i nostri ospiti, nonché padroni di casa, cerchiamo di raccontare un po' quello che è il contesto geopolitico in cui ci troviamo e di capire meglio quali che sono le ricadute sulla nostra economia, e lo facciamo con chi sicuramente molto meglio di noi sa spiegarci quello che sta succedendo. Invito qui sul palco Vittorio Emanuele Parsi, professore delle relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel frattempo, mentre il professor Parsi sale, professore buongiorno, i nostri tecnici ci hanno dato una mano, si accomodi. E allora, dicevamo, con lei iniziamo a delineare un po' il quadro geopolitico in cui ci troviamo. Abbiamo parlato di conflitti, abbiamo parlato di guerre che sono sia politiche sia commerciali, dazi, come dicevamo all'inizio, un giorno ci sono, un giorno non ci sono. Quanto incidono queste fratture sulle nostre economie? E poi, entrando proprio nello specifico dei dazi, perché poi ecco, c'è la burocrazia che frena, pesa e grava il costo dell'energia, concentriamoci sui dazi americani da un lato e dall'altra parte anche sull'altra grande potenza che è la Cina. Siamo in un certo senso schiacciati. Cosa fare per non essere schiacciati tra queste due potenze? Per gli imprenditori è un po', possiamo dire, imprescindibili, sono due mercati imprescindibili, giusto? Giusto, grazie intanto dell'invito. Io sono sempre molto contento di essere in Veneto, perché il Veneto mi ha salvato la vita, per cui voglio dire, cioè, già mi piaceva prima, adesso sono un fan del Veneto assoluto, per così dire. Venendo alla sua domanda, io credo che la prima cosa da capire è che siamo usciti da un lunghissimo periodo, oltre 30 anni almeno, di convergenza tra i sistemi economici nazionali e regionali nel mondo e tra i sistemi politici in cui la differenza politica non era così rilevante da comportare poi impatto sui mercati. Tanto per essere molto rapido, pensate a come la Russia e la Cina siano entrati nel sistema del capitalismo globale molti anni fa e tuttora, nonostante le condizioni complesse, ci restino. Però quest'epoca è finita tendenzialmente ed entriamo in un'epoca di divergenza. Un'epoca di divergenza non è la fine del mondo, ma è la fine del mondo in cui siamo vissuti, questo sì, cioè significa che il fattore politico sarà molto più rilevante nel determinare le opportunità e i vincoli alla collaborazione economica. Per alcuni aspetti occorre anche proprio una revisione dell'idea dell'onnipotenza del mercato, cioè quella grande convinzione che c'è stata per tanti anni che il mercato fosse in grado di assorbire gli shock e tutto sommato di prevalere su quelle che fossero le competizioni politiche, non c'è più. È stato detto prima dai due presidenti delle Confindustrie di Verona e di Vicenza, siamo in una dimensione in cui la dimensione politica influenza il mercato. Quando Trump non solo mette i dazi, ma ragiona in termini economici facendo pesare il ruolo politico degli Stati Uniti per costringere i paesi ad aprire i loro mercati, o a concedere un sistema di tassazione privilegiato per le sue imprese o a fare investimenti nell'economia americana, sta usando il peso politico, non sta usando argomenti economici. Questo sarebbe stato inconcepibile 20 anni fa, oggi è il nuovo standard e quindi su questo dobbiamo iniziare a ragionare. In termini di dazi, i dazi pesano,
il rapporto con gli Stati Uniti nei prossimi 3 anni e mezzo sarà un rapporto complicato, che non smetterà di essere complicato, e non smetterà di essere complicato perché è cambiato il modo in cui il potere politico americano guarda alla società americana e al paese americano. Quindi quello che è la difficoltà nel nostro rapporto con loro deriva dalla visione che la politica americana in questo momento al vertice ha dei rapporti con la società. Vi dico solo una cosa, cioè quando il Presidente degli Stati Uniti chiede tendenzialmente una tangente del 15% alla società che fa produrre in Cina i suoi microprocessori, stiamo dicendo che negli Stati Uniti è minacciata la proprietà privata. È incredibile se ci pensate. Questo stiamo dicendo, quindi non è che stiamo dicendo l'aborto, mi seguite, no? L'esistenza di Dio, no? Che sono tutte cose interessanti ma un po' a latere. No, si minaccia la proprietà privata. Stiamo dicendo che gli Stati Uniti non sono più un'area in cui il governo della legge è un governo neutrale, ma la legge viene utilizzata come strumento per colpire gli oppositori o per arricchire chi è al potere. Da questo punto di vista abbiamo uno switch che fa assomigliare molto di più la concezione del potere di questa amministrazione a quella di Xi Jinping o di Vladimir Putin o di Mohammed bin Salman, che non a quella dei nostri sistemi. Detto questo, quando Trump passerà, probabilmente avremo degli Stati Uniti che non vedranno più l'Europa come un rivale, ma non torneremo ragionevolmente al tipo di relazione che c'è stata dal 1945 al 2025. Sarà qualcosa di diverso. E allora se dovessimo, detto questo, anzi se dovesse lei disegnare un Atlante geografico dei rischi geopolitici, considerata l'America da una parte, la Cina dall'altra, dove gli imprenditori dovrebbero o potrebbero guardare? Allora, fermo restando che sono in imbarazzo nello spiegare al sarto come si fanno i vestiti, per cui la dico per quello che posso sapere io. A me pare che intanto c'è l'area intra-Unione Europea, che è un'area, cioè il mercato interno europeo deve diventare sempre di più un'opportunità per le società europee e non una terra di conquista per operatori extraeuropei come in gran parte su alcuni settori sta succedendo. Quindi molto su quello. Sicuramente gli Stati Uniti restano un mercato molto importante, ma hanno un rischio politico elevato. E il rischio politico elevato paradossalmente deriva dagli intrecci proprietari. L'economia americana e quella europea sono le più interdipendenti in termini di assetti patrimoniali, oltre che di interscambio. Siccome l'assetto patrimoniale negli Stati Uniti sta subendo una revisione nel suo rapporto col potere politico, questo ci riguarda, ma non può essere certo una cosa che viene abbandonata. E poi ci sono però le aree su cui forse a cui forse abbiamo dedicato meno interesse fino adesso, perché erano meno come posso dire, attrattive, e penso all'America Latina, penso al Far East, cioè tutto quello che non è Cina in Asia, e penso al Golfo. Il Golfo resta comunque un'area interessante ed è un'area che, nonostante i disastri a cui stiamo assistendo, dal punto però di vista dell'assetto dell'ordine politico mi sembra un'area molto meno complicata rispetto ai confini europei. Restano delle zone off limits, secondo me. Io credo che la Russia e la Bielorussia saranno off limits in maniera permanente. Cioè, se qualcuno pensa che torneremo a fare affari con i russi come prima, il mio consiglio è non ci pensate. La Russia è in una traiettoria di delinking strutturale rispetto alle nostre economie. Allora, a proposito di consigli, lei ha diretto per 12 anni l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, sempre alla Cattolica, che è una scuola che forma i futuri dirigenti. I consigli li ha dati agli imprenditori qui presenti. Ecco, quale consiglio darebbe ad un manager per interpretare il nuovo mondo, a un futuro manager? Forse 2 consigli. Il primo deriva dal fatto che secondo me noi viviamo in un'epoca che voi avete chiamato caos, che rende l'idea, ma che se volessimo essere, dal mio punto di vista, più precisi, potremmo dire di una volatilità permanente.
Cioè la dimensione politica internazionale di forte volatilità, un po' come quella che c'è sui mercati finanziari. E sarà la condizione standard, quindi dobbiamo smettere di pensare che se una cosa è volatile è qualcosa che passerà. No, non passerà, è così. E in un sistema di volatilità cosa succede? Prima qualcuno lo diceva, forse Riel, no? È molto più difficile fare le previsioni a breve che le previsioni a lungo. Previsioni a lungo, grosso modo, ci siamo sulle grandi tendenze, ma come si arriva a realizzarle è molto più complicato. Allora in uno scenario del genere è vero che noi dobbiamo continuare a fare pianificazione, a cercare di immaginare il futuro, non prevederlo chiaramente, perché se io immagino vuol dire che metto anche il mio apporto nel futuro, voglio un tipo di futuro e non un altro. Ma dobbiamo lavorare molto sulla velocità di cogliere quelle che sono le falle nel nostro modo di procedere. Cioè dobbiamo essere molto più reattivi. Essere reattivi sarà molto più decisivo che cercare di prevedere tutto quello che succede. Essere reattivi significa che cosa? Che tutti devono lavorare cercando di capire quando qualcosa non funziona nel processo dov'è quello che non funziona. Questo richiede un cambio di mentalità, un cambio anche di organizzazione. Non ci interessa chi ha sbagliato, ma ci interessa capire dov'è l'errore e come si può rapidamente rimediare. Questo significa pensare anche a strutture organizzative che siano più piatte e siano con maggiore delega di autorità, che non significa perdita di controllo. Faccio solo un esempio molto semplice. Ho avuto tante esperienze in Marina. Credo che nessuno pensi che la Marina Militare sia un'organizzazione, diciamo così, in cui il comandante è uguale al comune di seconda classe, è molto gerarchica, ma a bordo le cose come funzionano? Che il comandante decide tutto, ma in realtà può decidere tutto perché ha una serie di riporti, come si dice, sono i vari capiservizi, no? Caposervizio alle armi, caposervizio alla logistica, caposervizio all'equipaggio e via discorrendo, che sono responsabili non del controllo e basta, ma sono responsabili dell'attivazione del loro servizio. E tutto questo può funzionare in maniera tale che il centro dell'autorità è efficace perché non è consumata in una serie inutili di controlli, ma perché delega a persone che godono della fiducia. E allora ai giovani cosa bisogna dire? Che il reato più grave che si può compiere, ed è quello che si dice in Accademia Navale comunque, la punizione più grande che può prendere un allievo è per aver mentito. Perché se io mento non metto in condizione il mio superiore di sapere qual è la situazione esatta. Mentire non è solo dire bianco per nero. Mentire è anche dire abbiamo controllato come siamo messi col carburante e dire sì, siamo a posto perché penso che lo farò tra un attimo ma non l'ho ancora fatto. Io devo sapere che in questo momento non lo so, non ho quell'informazione perché nessuno l'ha controllata. Allora, la prima cosa richiede fiducia, onestà, prenderla e darla. E la seconda cosa credo che sia, per riprendere quello che diceva la Presidente della Confindustria di Vicenza, bisogna essere con i piedi per terra ma con gli occhi all'orizzonte e non il contrario. Invece molto spesso noi lavoriamo guardando dove mettere i piedi e contemporaneamente con i piedi per aria. Non funziona così. Questo è l'unico modo in cui noi abbiamo per poter riuscire a traguardare il futuro. Se non lo facciamo, il futuro ci verrà addosso imprevisto, comunque. E questo richiede grande sforzo, grande elasticità, ma credo che per i giovani sia centrale. Un altro concetto chiave a cui lei tiene molto è anche quello della volontà permanente. Della? Volontà. La volontà è fondamentale perché se non c'è un cambiamento di mentalità non succede niente. Lo stiamo vedendo adesso, si è parlato molto dell'Unione Europea ha una serie di problemi, dovremmo spesso ricordarci che i problemi dell'Unione Europea derivano da quello che gli Stati dentro l'Unione Europea fanno, che quando l'Unione Europea non ce la fa a fare qualcosa è perché i governi nazionali impediscono che l'Unione Europea faccia quello che deve fare, non va mai dimenticato. Dobbiamo pensare sempre che le critiche giuste su quello che succede possono essere state fatte o essere fatte per motivi diversi. Draghi critica l'Unione Europea, lo fa anche Orbán. Ho la sensazione che però la direzione sia un po' diversa. Draghi critica l'Unione Europea nella speranza che l'Unione Europea funzioni meglio. Orbán critica l'Unione Europea nella speranza che l'Unione Europea affondi, se possibile. Allora noi dobbiamo essere molto attenti su questo
e dobbiamo essere però anche capaci di assumerci le nostre responsabilità. Questo è fondamentale. Lo dico ai imprenditori, voi quindi la vostra responsabilità ve la siete presa, con tutte le difficoltà con cui fate il vostro mestiere, credo che facciate uno dei mestieri più belli del mondo perché intraprendete. E per quanto siate travolti da vincoli, controvincoli, menate burocratiche, tutto quello che volete, avete il privilegio di poter costruire qualcosa che nella vostra testa è sempre qualcosa che deve restare, che deve passare al futuro. Allora, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, secondo me, perché se no qualunque cosa non serve a niente. E concludo solo dicendo, siamo di fronte a una situazione gravissima in Europa, una minaccia esistenziale sui nostri confini che dura da molti anni. Stiamo vedendo come è faticoso comunque spostare l'opinione pubblica da una sua zona di conforto in cui si pensa che tutto sommato basta non pensarci o fare una marcia e tutte le cose si risolveranno. Non funziona così. L'epoca in cui viviamo è questa. Serve la volontà. I miracoli della volontà però li abbiamo visti. Non illudiamoci che semplicemente migliorando qui o là diventeremo più forti, più bravi. L'Unione Europea ha scontato un fallimento enorme sui dazi. La politica commerciale era la politica per definizione dell'Unione, l'Europa era forte per definizione sul commercio, non è riuscita a tramutare questa forza in una forza politica nei confronti di un alleato, figuriamoci di un avversario. Beh, oggi serve un cambio di mentalità totale. Stiamo vedendo che la volontà può sopperire ai mezzi, ma tutti i mezzi del mondo non possono sopperire alla mancanza di volontà. Quindi le parole chiave per riassumere il suo intervento: reattività, fiducia. Reattività, fiducia perché il futuro si volontà. immagina e non si prevede, e responsabilità. Le analisi possono essere fatte, ma poi le azioni devono essere conseguenti rispetto alle analisi. Questa è una responsabilità innanzitutto della politica, ma sta a noi stimolare la politica affinché sia sempre richiamata su questo punto. Grazie al professor Grazie a voi, Parsi. Noi la grazie politica la stimoliamo anche oggi. Grazie. Saluto infatti il ministro Urso che ci ha raggiunto e che tra poco salirà qui sul palco per un'intervista. E adesso abbiamo visto il punto di vista delle imprese da terra, vogliamo vedere anche il punto di vista di chi fa l'imprenditore dall'alto, e quindi lo sguardo lo ha dal cielo. Invitiamo qui con noi il dottor Jörg Eberhardt, amministratore delegato di ITA Airways. Benvenuto. Prego. Allora, dottor Eberhardt, la sua esperienza, diciamo, è molto ampia, la sua visione, quella dall'alto, è quella che noi vogliamo conoscere. La sua è un'esperienza che è un po' un ponte ideale tra Italia, Europa e Veneto. Air Dolomiti, Lufthansa, ci racconta un po' la sua esperienza di imprenditore che viaggia su tutti questi fronti? Sì, volentieri. Innanzitutto grazie per avermi qua, è una bella opportunità. Forse sul titolo solo un commento mio: caos suscita un po' panico anche, no? Io non chiamerei, io non userei questo titolo del caos, direi piuttosto che siamo nei tempi disruptive, c'è meno evoluzione, c'è più rivoluzione. E questo ci costringe ad essere più veloci e più flessibili, e questa è la sfida. Non c'è una causa per la quale dobbiamo avere panico. Quindi sul mio percorso, sul mio viaggio professionale, io avevo cominciato in Germania, poi ho fatto un anno negli Stati Uniti, sono stato alla Germania dell'Est, poi al Veneto. E devo dire che la mia zona, il sud-ovest della Germania, assomiglia molto più al Veneto che la Germania dell'Est, per esempio. E quando vogliamo fare un paragone, un confronto dei due paesi, sono due mondi diversi, la Germania e l'Italia. La Germania più, diciamo, punta più sulla pianificazione di lungo termine, 5 anni, 10 anni, spesso c'è una strategia dietro delle cose.
E questo è un po' in effetti la differenza con il nostro piano di azione, quello che hanno anche evidenziato prima i presidenti di Confindustria Vicenza e Verona. E questo è un punto di forza, può essere anche una debolezza quando non c'è la flessibilità, perché il piano tedesco poi si esegue anche nonostante dei cambiamenti degli ambiti. C'è una rigidità eccessiva. E questo rigore può essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio, dipende dalla situazione. Comunque la flessibilità in Italia, la versatilità, soprattutto degli imprenditori del Veneto, è impressionante e penso che sia anche una forza per tutte le sfide del futuro. Aver lavorato anche in Dolomiti e quindi aver avuto un contatto stretto con il Nord-Est, quanto questa cultura del Nord-Est ha influito sulla sua crescita imprenditoriale? L'Air Dolomiti è una realtà piccola, ma è una macchina da corsa, una realtà molto flessibile, nata come azienda di famiglia, come tante aziende vostre, e questo è anche un certo punto di forza. Io ho cercato, quando sono stato lì, sempre ho tutelato Air Dolomiti con i suoi punti di forza, anche verso il sistema grande di Lufthansa in questo caso, no? Quindi è difficile da dire qual è l'approccio giusto. Penso che la combinazione fra una pianificazione di lungo termine e poi la flessibilità sia la formula vincente se fatto nel modo giusto. L'imprenditorialità del Veneto, come ho detto, è impressionante. Io ho imparato tante cose, sono stato sorpreso dalla velocità e dalla diligenza e dall'etica di lavoro che ho trovato nel Veneto. Che cosa vede, ecco, abbiamo parlato di Lufthansa, che cosa vede, che cosa piace ad una multinazionale straniera dell'Italia e che cosa noi italiani invece non riusciamo a vedere del bello che abbiamo? L'ho visto da fuori, da una realtà grande di più di 100.000 dipendenti in questo settore del traffico aereo. L'Italia, soprattutto l'Italia del Nord, è un mercato molto importante, molto attraente. C'è tutta l'offerta verso gli hub del Nord, il gruppo Lufthansa, Francoforte, Monaco, ma anche Zurigo e Vienna. E nel futuro ci sarà anche Roma. Quindi un mercato molto attraente per il gruppo Lufthansa. Sappiamo che soprattutto gli imprenditori del Nord sono spesso clienti fedeli, e quindi un paese nella quale si può investire perché è un paese attraente, è un mercato che ci interessa. Allora, parlando di Ita Airways, che nasce sulle ceneri di Alitalia, ci racconta il dietro le quinte di questa nuova fase? Scusi, io non ho risposto alla domanda del cosa non vedono gli italiani allora, quella da se gliel'avrei stessi. fatta dopo, cioè gliel'ho fatta prima, poi ho detto ci ritorno dopo su Ita Airways. Non era a posto, no? Ma, se mi permettono, è sempre un po' difficile dire qualcosa da fuori, ma io penso che gli italiani spesso sono impressionati da altre realtà fuori e non molto spesso di se stessi. Quindi manca un po' di autostima, anche se è forse più simpatico essere meno pretestuoso e meno arrogante. Un po' più autostima ci starebbe. Ecco, quindi a proposito... Autostima che manca, però appunto alla fine c'è nato questo grande progetto che è quello di Ita Airways, che lei guida, e vorremmo che ci raccontasse un po' che cosa succede dietro di questa grande azienda che è rinata. Allora, Ita Airways è una realtà giovane che compierà fra 10 giorni, compierà 4 anni. Quindi un'azienda nata sull'eredità di Alitalia. 2/3 dei dipendenti di Ita sono ex Alitalia, è anche chiaro perché sono competenze abbastanza specifiche, competenze di compagnia aerea, piloti, assistenti di volo, ma anche sistemi di revenue management, la pianificazione, sono molto specifici. Quindi c'è tanta esperienza, c'era anche tanta concentrazione sull'operativo
negli ultimi 4 anni, in cui questa azienda ha dovuto da zero creare un'azienda di 100 aeromobili, di un ricavo di più di 3 miliardi, di 5.000 dipendenti, quindi una realtà media grande. E questo ottenere da zero entro 4 anni era un'impresa, era proprio una prestazione notevole di tutti quelli che sono stati coinvolti. Adesso possiamo comunque concentrarci più sui processi, sull'ottimizzazione di vari temi, anche sulla qualità, sullo sviluppo del personale. Per esempio è stata un'area un po' lasciata libera, adesso cerchiamo di coprire tutti questi temi e soprattutto dare un indirizzo chiaro per la cultura aziendale. Cos'è la cultura aziendale? Sono comportamenti, sono abitudini, ma vanno gestiti i comportamenti. Una cultura c'è sempre in tutte le aziende, ma ci vorrebbe un programma, ci vorrebbe un concetto che indirizzi questi comportamenti, abitudini nella direzione giusta. Servirebbe un po' più di rigidità tedesca? No, non ha niente a che fare con la rigidità del rigore tedesco. È una cosa della cultura aziendale, vale per tutte le aziende. Dico solo che chi entra in azienda deve capire quali sono i comportamenti e le attitudini che sono di successo in questa azienda. Ciascuno che viene in azienda può decidere se aderisce a questi principi, a questi valori anche. Se no, forse ci sono altre aziende che hanno altri valori più adatti. Quindi è una decisione consapevole di tutti che entrano in azienda. E alla fine, se viene la motivazione poi da dentro di seguire i comportamenti, i valori dell'azienda, tutto diventa più forte, diventiamo più compatti, siamo in grado ad ottenere gli obiettivi. Tranquillizziamo i dipendenti di ITA Airways sul taglio dei 3.000 posti di lavoro deciso da Lufthansa. Tranquillizziamo i dipendenti di ITA Airways sul taglio dei 3.000 posti deciso da Lufthansa. Volentieri, allora quegli annunci del gruppo Lufthansa per ottimizzare soprattutto la parte amministrativa vale per quelle aziende del gruppo Lufthansa attuali. Nel caso di ITA è un percorso diverso, perché ITA alla fine viene già preparata a creare delle sinergie col sistema Lufthansa. E questo lo facciamo nei prossimi 15 mesi. Ci aspettiamo che dal 1 gennaio del 2027 Lufthansa arriverà già al 90% della partecipazione e dopodiché si può integrare, si può realizzare tutte le sinergie e quindi il taglio che è stato annunciato non si riferisce ad ITA Airways, anzi c'è un programma di crescita per ITA Airways, un programma di crescita soprattutto sul lungo raggio, un aeromobile nei prossimi 5 anni, ogni anno un aeromobile di lungo raggio in più. Questo vuol dire che cresciamo più velocemente che il mercato di Fiumicino del lungo raggio per noi è rilevante. E allora, siamo qui nel nord-est, il cuore pulsante della nostra industria. Il ruolo di ITA Airways qui, in queste zone, che cosa avete in mente? Allora, io spero che fra poco, mi aspettavo questa domanda, no? C'è l'elefante bianco dietro, il collegamento per Verona, che al momento non c'è, ma lo farei volentieri, è più un tema della mancanza delle macchine, degli aeromobili. Abbiamo tanti aeromobili su terra per cause tecniche, sono un tema dei motori Pratt & Whitney. E certamente la sicurezza è il primo obiettivo che abbiamo, la sicurezza di volo, quindi nel dubbio dobbiamo lasciare queste macchine su terra per fare poi riparazioni. E questa è anche la causa per la quale non abbiamo ancora il collegamento di Verona. Ci sto lavorando, ci sono anche delle idee. Io penso che nel 27 potete proprio
chiedere perché non c'è, il 26 non riusciamo, ma il 27 è molto probabile che rientriamo in questo mercato. Collegamento Verona-Roma, siamo collegati bene come ITA, anche Roma è collegata bene con Venezia, Torino, Milano e tutte le città del nord, anche Trieste. E quindi è un mercato anche per ITA molto importante, soprattutto verso il Sud America, un flusso anche naturale, perché chi dall'Italia va in Sud America non vuole prima andare al nord e poi dal nord scendere verso sud-ovest. E quindi questo è un mercato sul quale puntiamo molto come ITA Airways col sostegno del gruppo Lufthansa. Allora, dottor Eberhard, visto che noi oggi parliamo anche un po' di massimi sistemi, caos mondiale è il titolo dell'assemblea, l'abbiamo appena commentato, viviamo in un mondo post-Covid, di guerre politiche, di guerre commerciali, il costo dell'energia è elevato. Come cambia lo scenario di chi si occupa come voi di collegare territori e mercati? Sì, come ho detto, ci richiede molto più flessibilità rispetto a prima. Le cose cambiano più velocemente, quindi a livello concreto? Dobbiamo concretamente prendere più decisioni. È stato detto prima cosa vuol dire prendere una decisione buona. Una decisione buona sia nel militare sia nelle altre organizzazioni, nelle grandi aziende, è una decisione che rispetta le informazioni rilevanti. E per questo si deve chiedere alle persone per avere proprio anche le persone, ma sempre più anche macchine, per avere delle informazioni di una certa qualità, e in questa base si prendono le decisioni. E tutti i cambiamenti ci costringono ad essere più veloci nell'analisi delle situazioni. Come ho detto, con l'aiuto delle macchine saremo più veloci, saremo più eventualmente in grado diciamo, dimostrare questa flessibilità di cui abbiamo bisogno. Quindi prima abbiamo finito l'intervista con il dottor Parsi lanciando le parole chiave secondo il punto di vista del professore. Secondo lei dunque la parola chiave è flessibilità, anche il consiglio da grande imprenditore a questa grande platea di imprenditori? Ho un'altra parola. No, se è quella è quella. Virtuosismo. Virtuosismo. E quell'insieme, no? Anche è un'arte più o meno, che ci vorrebbe un'organizzazione del tutto insieme in un modo virtuoso. Quindi anche armonia. Sì. Grazie al dottor Eberhard per essere stato qui con noi. Può lasciare il microfono. Grazie infinite. E allora proseguiamo, insomma abbiamo visto lo sguardo dall'alto che ci ha raccontato il dottor Eberhard e adesso lo abbiamo salutato prima, è particolarmente significativo avere qui con noi il rappresentante del governo che ha la responsabilità di accompagnare e sostenere il tessuto produttivo nazionale, è con noi. Cosa si è dimenticato? Gliel'avrei dato dopo, in maniera virtuosa. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Ministro, buongiorno. Grazie Ministro per essere qui con noi, la sua voce è fondamentale per tutti gli imprenditori qui presenti. Allora, un suo commento della situazione che stiamo vivendo, anche alla luce di quello che è successo poche ore fa, il sì di Hamas, diciamo, al piano di Trump, che diciamo una piccola parentesi che può aprire anche una speranza, anche per gli imprenditori, magari ecco, possiamo prevedere una fine di questo conflitto, anche se poi quello russo-ucraino ancora resta, quindi anche una speranza per questi imprenditori qui presenti. L'industria nel caos mondiale. L'Italia nel caos mondiale. Lo dico anche a fronte dell'assemblea a cui partecipai di Confindustria di Vicenza, che si svolse 3 anni fa, durante la campagna elettorale. Allora all'Italia era una delle crisi
endemiche del nostro Paese che nessuno aveva saputo affrontare e svenava le casse dello Stato. Oggi avete portato qui, poco fa, come esempio, l'operazione condotta con saggezza e responsabilità dal Governo. Allora c'era un caso emblematico, straordinario, che riguardava TIM e le telecomunicazioni, su cui molti ci avevano preoccupazioni per il collasso di quell'azienda. Quel caso emblematico, straordinario, è stato affrontato e risolto. Allora molti tra voi manifestarono timore perché Giorgia Meloni era prima nei sondaggi e i profeti di sventura nazionale e internazionale dicevano, io lo ricordo a quell'assemblea, che con la guida di Giorgia Meloni in poco tempo lo spread sarebbe andato allo stelle. Lo spread era 2,42 3 anni fa, oggi è a 80. Dicevano che i capitali sarebbero fuggiti dalla borsa italiana. La borsa italiana è cresciuta dell'80% in questi 3 anni, record di crescita delle borse europee. Dicevano che gli investitori internazionali sarebbero fuggiti nel nostro Paese. Nello scorso anno 2024 l'Italia, in controtendenza con quanto accadeva nel resto d'Europa, ha visto un aumento significativo di investitori stranieri, 35 miliardi di euro di investimenti in greenfield nel nostro Paese, per confrontarci Germania 25, Francia 24, Italia 35. Nell'indice di attrattività del nostro Paese, presentato a Cernobbio, tanti tra voi c'erano, l'Italia ha scalato in questi 3 anni 7 posizioni, dal 23° posto del 2022 è salita al 16° posto di attrattività globale, mentre Germania e altri paesi perdevano posizioni. L'inflazione nell'ottobre di 3 anni fa era al 12,8%, bruciava i risparmi degli italiani e riduceva il potere d'acquisto delle famiglie. Era ben sopra la media europea, eravamo il cattivo esempio in Europa. A quanto siamo oggi? All'1,6%, stabile e strutturale, ben sotto la media europea, che è del 2,2%. Siamo noi virtuosi, anche per quanto riguarda l'inflazione. Questo ha consentito alle famiglie di recuperare il potere d'acquisto perso negli ultimi 10 anni. Dal 2023, costantemente, il potere d'acquisto delle famiglie italiane è aumentato, anche grazie al fatto che dopo aver cancellato il reddito di cittadinanza, e i vati dell'opposizione pronosticavano la rivolta sociale a Napoli, a Catania, a Palermo, di cui non abbiamo avuto notizia, dopo aver cancellato con coraggio il reddito di cittadinanza, avete realizzato oltre 1.200.000 nuovi posti di lavoro, record in Europa. Ed è per questo che le agenzie di rating, quando si pronunciano, come in questi giorni, declassano altri paesi europei e promuovono quello che era una cenerentola d'Europa, l'Italia, costantemente. Ed è anche per questo che quando siamo giunti al governo il rapporto tra deficit e PIL era all'8% ed oggi è sceso a 3%, rendendo sostenibile il debito pubblico. L'Italia è oggi esempio e modello in Europa, nel caos mondiale. Lo dimostrano le pagine di copertina dei giornali europei, dal Financial Times al Times, al Le Figaro e ai giornali americani, il Washington Post. A chi li dedicano queste pagine? Alla sorpresa del mondo. A Giorgia Meloni. Non è giunta la Troika, come qualcuno in questa sede 3 anni fa pronosticava col governo di Giorgia Meloni, a commissariare l'Italia.
È l'Italia che sta commissariando l'Europa, perché per la prima volta l'Europa ascolta l'Italia. L'altro giorno ho sottoscritto un accordo col governo tedesco, poi consacrato dall'incontro tra Merz e Giorgia Meloni, su come affrontare la revisione del Green Deal in Europa, sulle posizioni italiane che la Confindustria italiana ha poi portato all'interno delle associazioni di impresa europea. Oggi è l'Europa che guarda al modello italiano, anche per quanto riguarda la revisione del Green Deal, assolutamente necessaria. La vera grande rivoluzione che ci ha concesso, lo dico di Fratelli d'Italia, di acquisire sempre più consensi nel Nord, sino a diventare, pensate, quello che era considerato un partito romanocentrico, la prima forza politica del Paese in tutte le regioni del Nord. Perché? Perché prima il Nord considerava Roma ladrona. Perché prima, negli anni passati, andavano bene le imprese, ma non l'Italia. Perché prima, io sono stato ministro del commercio con l'estero delegato per 8 anni e so cosa significa portare le imprese nel mondo, hanno apprezzato i prodotti italiani e noi l'abbiamo riconosciuto cambiando il nome del Dicastero al Ministero delle Imprese del Made in Italy, dell'eccellenza italiana, ma non apprezzavano l'Italia. Quanti di voi vi sono ritrovati nel mondo a vendere i vostri prodotti, a presentare le fiere e vi dicevano sì, va bene il prodotto italiano, peccato che l'Italia. La vera grande rivoluzione di questa donna è che oggi il mondo apprezza l'Italia e l'Italia è tornata al centro del mondo. Lo dico anche a chi ieri ha manifestato liberamente lo sciopero legittimo, dovrebbe rispondere alle regole per tutelare i cittadini. Che significa blocchiamo l'Italia? Blocchiamo l'Italia che lavora? E che beneficio ne hanno i gaziani? Se si blocca l'Italia che lavora, che è il paese che più ha lavorato e che più ha contribuito a sostenere i palestinesi nel loro martirio oggi a Gaza. Semmai avrebbe voluto manifestare dicendo forza al piano pace di Donald Trump, perché l'unica soluzione in questo momento non è bloccare l'Italia, è dar forza al piano pace di Trump, che ha individuato finalmente una soluzione per giungere poi al riconoscimento complessivo dello Stato palestinese, alleviando e giungendo in soccorso a quello che oggi i palestinesi vivono a Gaza, di drammatico. Noi abbiamo liberato l'Italia dai blocchi che aveva e stiamo liberando l'Europa dai blocchi che ha messo. E ci è riconosciuto da tutti. Do anche il percorso, scusi, che si critica, e giustamente, transizione 5.0, ma i dati devono essere chiari. Io parlo sempre in verità. Ricordo che 3 anni fa, alla Fiera del Vinitaly, c'era chi diceva, dopo l'invasione della Russia in Ucraina, c'è chi disse, poche settimane aspettate e tutto tornerà come prima, ristate Russia. E io, in verità, subito andai dalla stampa a dire no, non è così. Non è una parentesi nella storia, è una svolta nella storia. Bisogna parlare con fierezza, determinazione, chiarezza, trasparenza alle imprese perché non sbaglino. L'Italia, l'Europa è circondata dai conflitti bellici e dai conflitti commerciali. E noi dobbiamo indirizzare nella strada giusta, corresponsabilità, determinazione, chiarezza, trasparenza, coerenza. Il piano Transizione 5.0, che risponde alle norme europee e che è finanziato dalle risorse del PNRR attraverso il REPowerEU, che abbiamo strappato in più a quelle che c'erano state destinate. Emanuele Orsini sa che nel piano originario del governo Conte II e del governo di sinistra, quello molto attento alle imprese, aveva destinato al nostro dicastero ammontare del PNRR 19,2 miliardi, vado a memoria, che abbiamo tutti pienamente conseguito e utilizzato in poco tempo. Non erano sufficienti.
E nella prima riprogrammazione, quelle che ritenevano che nessuno potesse realizzarla, del novembre 2023, siamo riusciti a ottenere in più 9,4 miliardi di euro per le imprese nel nostro dicastero, tra cui quelle che sono state necessarie a finanziare Transizione 5.0 perché non c'erano, provenienti attraverso le Power EU, quindi vincolate dall'Europa, che per esempio ha escluso le imprese energivore, quelle che ne avrebbero più bisogno, chirurgia, chimica, carta, ceramica, vetro, che voi conoscete molto bene, oltre a porci altri vincoli. Siamo riusciti comunque a realizzare il piano che in poco più di un anno ha impiegato 2,2 miliardi di euro e dal giugno di quest'anno procede a ritmo di 300 milioni il mese, molto di più di quanto fece Industria 4.0 nel primo anno di attività, meno di 900 milioni, 2,2. Se sappiamo però che cosa, con responsabilità sappiamo che l'anno è finito, potremo aggiungere a 2,5 miliardi di euro in poco più di un anno? Non mi sembra un ammontare da poco. Se gli investimenti sono cresciuti quest'anno nel report di Confindustria rispetto agli anni precedenti, il merito è di Transizione 5.0. 2,5 miliardi di euro è una bella cifra. Il resto, quello che non è possibile utilizzarlo perché non hanno voluto prorogare il programma del PNRR e non hanno voluto liberare i vincoli che ci erano stati dati, li abbiamo trasferiti in altre misure sempre a destinazione dell'impresa. In pratica, da 19,2 miliardi di euro del piano originario, con le 2 riprogrammazioni con l'ultima compresa, siamo saliti a un ammontare del PNRR destinato al nostro dicastero pari a 30 miliardi e più di euro, che saranno integralmente impiegate per le imprese. Se a questi aggiungete le risorse in più, oltre 5 miliardi, date nelle 2 riprogrammazioni del Ministero dell'Agricoltura per le imprese agricole, fatevi il conto di quello che in più abbiamo trasferito al sistema delle imprese, oltre 18 miliardi di euro rispetto ai piani originari del PNRR, nei 2 ministeri che sono addetti al sistema economico produttivo. Tutti impiegati, come riconosce la Commissione europea, a differenza degli altri paesi europei, noi siamo diventati anche il paese che ha utilizzato al meglio in Europa le risorse del PNRR. Non era mai accaduto, perché di solito si portavano ad esempio altri paesi. Io ricordo che in quella sede 3 anni fa vi dissi anche che avremmo riaperto la strada al nucleare. Non ci credeva nessuno. Io non la interrompo perché sta praticamente rispondendo a tutte le domande Non che ci le avrei credeva voluto nessuno. fare. Questo governo ha avuto anche il coraggio di riaprire la strada al nucleare civile e ha fatto un disegno di legge per consentire alle imprese di poter utilizzare il nucleare di nuova generazione e ha creato una NewCo già costituita, Enel, Leonardo, Ansaldo Nucleare, per realizzare in Italia i nucleari di terza generazione avanzata, small reactor, piccoli, modulari, compatibili, adattabili alle imprese, puliti e sicuri, che quindi potete realizzare in Italia, per l'Italia e per il mercato internazionale. Stiamo cambiando il Paese, ora dobbiamo cambiare l'Europa e io sono in assoluta convinzione che ci riusciamo. 10 anni fa, lo sapete meglio di me, eravamo l'8ª potenza esportatrice al mondo. Abbiamo superato Gran Bretagna e Francia. Lo scorso anno abbiamo superato la corazzata dell'esportazione mondiale, la Corea del Sud. Quest'anno stiamo competendo con il Giappone in un mondo in crisi, destrutturato, tra confini, conflitti, sanzioni, dazi. L'Italia, la piccola Italia di Vicenza, di Verona, del Veneto, è in testa a testa con il Giappone per diventare la 4ª potenza esportatrice mondiale dopo i giganti della Cina, degli Stati Uniti, della Germania. Dobbiamo, certo, l'ha detto Orsini e l'ho ribadito, finanziare gli strumenti nazionali. Transizione 4.0 in esaurimento,
Transizione 5.0 è necessariamente in esaurimento perché le risorse nel PNRR, stiamo costruendo con Confindustria un nuovo strumento incentivante, trasversale, orizzontale per tutte le imprese e soprattutto per quelle che erano state escluse da Transizione 5.0 perché non aveva i vincoli per le imprese energivore che invece aveva Transizione 5.0, quindi più adattabile per le imprese, semplice, duraturo e continuativo nel tempo, così che le imprese possono programmare i loro investimenti in innovazione, finanziato con risorse nazionali. E nel contempo stiamo finanziando i contratti di sviluppo che vanno però riformati. Lo faremo a cominciare dalla filiera turistica alberghiera, affinché non si attenda 3 anni per ottenere la certificazione delle risorse, ma che si possa fare in tempo congruo per le imprese. Riformeremo e rifinanzieremo i contratti di sviluppo e gli accordi di innovazione insieme alla nuova misura incentivante, in un piano industriale che presenteremo in maniera compiuta tra qualche settimana, che abbia una visione quinquennale, libro bianco Made in Italy 2030, che possa tenere conto della revisione che stiamo portando in Europa, per questo abbiamo tardato qualche mese, perché dobbiamo cambiare l'Europa ora. Non c'è più da attendere. Vi porto soltanto un esempio che portai in Europa 1 anno fa, quando per primo dissi che bisognava smantellare di corsa il Green Deal, presentando 7 proposte di revisione sostanziale delle normative europee, dall'auto alla microelettronica, allo spazio, alla siderurgia, alla chimica, al SIBA. E l'Italia, oggi attore delle riforme in Europa. Portai ad esempio quello che disse Mario Draghi, dell'urgenza. Quando Mario Draghi presentò il report al Parlamento europeo, nel giugno dello scorso anno, disse che sarebbero state necessarie 500 miliardi di euro l'anno, ogni anno, per i prossimi 10 anni per recuperare competitività. Quando il report fu concluso e lo presentò a settembre alla Commissione europea, questa cifra era salita già da 500 a 800 miliardi di euro. Quando a settembre ha fatto il bilancio di quest'anno, ha detto che non erano più sufficienti 500, non erano più sufficienti 800, i ritardi europei di 1 anno, l'inazione dell'Unione Europea e della Commissione Europea aveva aggravato il divario con gli altri continenti, ora non servivano più 500, non sufficiente 800, ne servono 1200 miliardi l'anno, ogni anno, per recuperare competitività, perché ogni giorno che si perde nell'Europa a capire le esigenze dell'impresa si accumulano i ritardi rispetto alla Cina e agli Stati Uniti e quindi le esigenze finanziarie per recuperare competitività. Per questo noi chiediamo con forza, insieme alle associazioni di imprese europee che hanno sottoscritto un documento comune nella stessa direzione dell'Italia, che l'Europa cambi, altrimenti qualunque politica industriale italiana non può funzionare se non cambia la politica industriale europea. E in Made in Italy 2030 siamo consapevoli, e lo delineiamo con chiarezza, in un confronto fatto con 500 stakeholder con cui ci confrontiamo ogni giorno, abbiamo detto che accanto al rafforzamento delle filiere tradizionali del Made in Italy, alimentazione, abbigliamento, arredo e quindi automazione, le 4A dell'eccellenza che io promuovevo nel mondo quando ero Ministro del Commercio con l'estero, accanto a quelli che hanno fatto forza all'eccellenza del Made in Italy e hanno aperto le vie del mondo agli altri, dobbiamo far crescere gli altri comparti, che già ci sono. Pensiamo alla farmaceutica, alla cura della persona e della salute. Pensiamo all'aerospace. Abbiamo fatto la prima legge nazionale sullo spazio. La prima legge nazionale sullo spazio, l'Italia non aveva mai avuto una legge nazionale, è la prima legge in Europa che regolamenta l'attività dei privati nello spazio, e insieme alla Germania abbiamo chiesto e ottenuto dall'Europa che finalmente ci sia una legge spaziale europea che riconosca tutto questo, e siamo diventati un grande attore dello spazio, e nella prossima ministeriale di Brema verosimilmente saremo il paese che più investirà sullo spazio in Europa, e c'è un distretto sullo spazio anche in Veneto, ne abbiamo 15 nel comparti sullo spazio in Italia. E in Francia si scrive, lo scrivono i sindaci francesi, che devono seguire il modello italiano per la competitività che ha raggiunto sullo spazio, perché l'Italia sta superando la Francia sullo spazio. Lo scrivono loro. E accanto alla space economy, la blue economy, abbiamo dei campioni come Fincantieri, abbiamo dei campioni sicuramente importanti qui nel Veneto, abbiamo l'industria della nautica, la prima nel mondo. La blue economy, ne parlavo prima a Rovigo, primo distretto
della pesca, primo distretto ittico d'Europa. Sulla Blue Economy l'Italia può fare molto col piano Mattei nel Mediterraneo, che è tornato centrale rispetto a quello che accadeva nei confini orientali del nostro continente. Farmaceutica, Space Economy, Blue Economy e poi l'industria della difesa. Lo dico con chiarezza e con trasparenza. Non investire nell'industria della difesa, dopo quello che sta accadendo sui cieli d'Europa, significa sottrarre ai nostri figli il diritto alla libertà e all'indipendenza. Perché la guerra è intorno all'Europa e noi dobbiamo investire sull'industria di difesa per rispondere alle esigenze dell'Europa. Altri paesi ai confini dell'Europa stanno investendo risorse inimmaginabili sull'industria di difesa e noi possiamo rispondere a questa esigenza. Per questo, con una saggia politica industriale, che il governo ha indirizzato le grandi imprese italiane a fare dei campioni europei, per questo Leonardo ha fatto l'accordo con Baykar per costruire i droni che servono all'Europa nella nostra Italia. Per questo ho ceduto Piaggio Airspace, in crisi da 10 anni, in amministrazione straordinaria da 5 anni, al più grande attore mondiale, Baykar, che produce oggi il 70% dei droni del mondo e che vuole fare di Genova la piattaforma produttiva più importante in Europa. Per questo Leonardo ha fatto l'accordo con Rheinmetall per costruire in Italia i blindati che servono all'Europa. Per questo invito la Regione Sardegna a liberare l'investimento di Rheinmetall nella provincia più povera d'Italia. Per questo Fincantieri ha fatto l'accordo con ThyssenKrupp Marine per costruire i sommergibili che servono alla Germania e che servono ad altri paesi in Italia. Per questo noi sappiamo che l'industria della difesa può rispondere anche a esigenze di riconversione produttiva del sistema industriale italiano. Dobbiamo dirlo con chiarezza. Ogni macchina elettrica ha meno componenti di una macchina endotermica. Ancorché noi sono sicuro che riusciremo a rimuovere il limite del 2035, perché su questo finalmente c'è anche la Germania, e mantenere il motore endotermico oltre il 2035. Ma comunque le macchine del futuro saranno sempre più elettriche, oltre a altre che saranno alimentate con i combustibili sostenibili, biocombustibili, combustibili sintetici di idrogeno. In una macchina elettrica ci sono molte meno componenti. La componente principale è la batteria elettrica, la cui tecnologia non è nelle mani nostre ma della Cina, che ha 10 anni di vantaggio rispetto all'Italia, il che vuol dire che è inevitabile che l'industria dell'automotive riduca volumi e occupazione, come sta accadendo in Germania. Bosch, con l'ultimo annuncio, ha già annunciato che licenzierà 25.000 dipendenti. Ogni giorno c'è l'annuncio di una fabbrica tedesca che chiude e che licenzia, e ovviamente ha ripercussioni sull'automotive italiana. Di conseguenza, con saggezza, noi diciamo: se una macchina elettrica ha meno componenti, se ci saranno meno macchine comunque costruite e comprate in Europa, dobbiamo diversificare verso anche, e non solo, l'industria dell'aerospace, l'industria della difesa, l'industria meccanica avanzata, per conseguire una filiera industriale. Lo posso dire con orgoglio, anche in riferimento ai casi del Veneto, e chiudo. I casi del Veneto di crisi li abbiamo affrontati tutti e risolti e portati a soluzione. Coin, Speedline, Berco, tutti i casi di crisi giunti al nostro dicastero in questi 3 anni hanno avuto sempre una soluzione positiva, mantenendo in attività gli stabilimenti, talvolta riconvertendoli, pensiamo a Varsila, a Trieste, ed evitando sempre i licenziamenti collettivi. Per questo ci sono scioperi politici in Italia, ma non mi sembra di assistere a scioperi che bloccano le fabbriche, a differenza di quanto accade in altri paesi europei. Abbiamo saputo mantenere la coesione sociale con rinnovo dei contratti nazionali, col taglio al cuneo fiscale e affrontando con precisione meccanica tutti i casi di crisi, salvaguardando gli stabilimenti e i nostri lavoratori. C'è un caso emblematico, quello di Beko, che acquista Whirlpool. Scioperi ci sono stati, giustamente, confronti eccetera, si programmava la chiusura di interi stabilimenti.
abbiamo raggiunto un accordo, sono volata a Istanbul, abbiamo sottoscritto la grande famiglia Koch turca, un accordo per cui mentre ovunque in Europa chiudevano gli stabilimenti Whirlpool acquisiti da Beko perché non avevano saputo porre la Golden Power che l'abbiamo prescritta noi, e io vedo qualche leader che mi prendeva in giro, figuriamoci se riuscirà Urso a salvare il Power che ha messo, lui non capisce come funziona. Perché non viene oggi a dire la stessa cosa? Abbiamo raggiunto un accordo difficilissimo, mantenendo in attività tutti gli stabilimenti, evitando i licenziamenti collettivi come sempre accade con i nostri accordi e incentivando l'impresa invece ad agire semmai attraverso uscite volontarie incentivate, che è stato sottoscritto, votato a scrutinio segreto nelle fabbriche metalmeccaniche di tutta Italia con l'88% di sì. Cioè noi manteniamo la coesione sociale come nessuno ha saputo fare, perché noi sappiamo cos'è l'impresa e cos'è il lavoro. Mio padre mi portava in azienda a 10 anni per capire la sofferenza, la fatica dei lavoratori lavorando con loro tutte le estate. Noi sappiamo che significa l'impresa e il lavoro come lo sanno le famiglie venete. Per questo diciamo siamo sulla strada giusta, abbiamo garantito la migliore stabilità di governo. Mentre io governavo sono cambiati 5 governi in Gran Bretagna, 5 governi in Francia ed altri in Germania e negli altri paesi europei. Laddove si vota, negli altri paesi europei, trionfa il modello italiano del centrodestra. Noi abbiamo indicato ai cittadini europei la strada da percorrere per salvare l'Europa dalla decadenza e dall'accerchiamento, e io credo che questo deve essere l'orgoglio. L'industria nel caos mondiale, l'Italia indica la rotta all'Europa e all'Occidente per percorrere attraverso il caos e riaffermare il nostro primato. Grazie Ministro per questa meravigliosa panoramica anche del nostro Paese con il vostro contributo e il contributo del Governo. Qua ci sono le imprese che vi ascoltano, siamo in tempi di presentazione della manovra. In manovra quali misure per le imprese? Ho detto, credo aver detto prima di 4.5.0 tutto, il nuovo strumento incentivante per l'innovazione che è Rete di Transizione 5.0 e di 4.0, finanziato con risorse nazionali, con uno strumento che stiamo realizzando insieme a Confindustria perché sia facilmente utilizzabile dalle imprese in questo contesto dato, duraturo nel tempo, in modo che ciascuno possa programmare gli investimenti. Secondo, rifinanziamento dei contratti di sviluppo in maniera adeguata e una riforma nell'utilizzo dei contratti di sviluppo affinché Invitalia possa vararli nel tempo congruo per le aspettative e gli investimenti dell'impresa. Rifinanziamento degli accordi di innovazione che servono anche alle piccole e medie imprese, sono ben utilizzate, e in più io penso e spero che si possa fare quelle misure che saranno delineate nella prima legge annuale sulle piccole e medie imprese sull'artigianato. Lo dico sottovoce, il governo Berlusconi nel 2011 aveva previsto che accanto alla legge sulla concorrenza, a parte, dicevano che il governo Meloni era contro la concorrenza. Nei primi 15 anni di leggi annuali sulla concorrenza ne fecero 2, i governi delle sinistre, 2 in 15 anni. Poi vengono a parlare di concorrenza. Noi in 3 anni ne abbiamo fatte 3. Una l'anno. E abbiamo fatto anche, e in Parlamento, la prima legge annuale che era stata prescritta dal governo Berlusconi nel 2011, che nessun governo aveva mai realizzato per facilitare l'attività delle piccole e medie imprese dell'artigianato, e in Parlamento la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, che poi dovrà essere congruamente anche finanziata con gli strumenti della legge bilancio. E in quella legge, lo dico alla filiera della moda e alle piccole e medie imprese, sono delle cose importantissime. In quella legge e nella corrispettiva legge sulla concorrenza in Parlamento si è previsto per l'industria alberghiera, la ristorazione e quant'altro di sconfiggere le fake news che colpiscono la reputazione dei ristoranti, laddove qualcuno scrive di essere stato in un ristorante e non lo è stato, ormai si vendono le reputazioni. E noi siamo stati il primo paese in Europa con questa legge ad evitare che il fenomeno si propaghi, perché chi deve mettere una recensione deve dimostrare di essere stato in quel ristorante. Ministro... Aspetti. Per la filiera della moda, ben sapendo com'è il problema oggi, lo dico che la filiera della moda rischia di pregiudicare la reputazione del Made in Italy nel mondo.
e la Procura di Milano non si rende conto, e non solo essa, di quello che può impattare nell'immaginario collettivo dei consumatori mondiali colpendo i grandi brand della moda che producono in Italia. Abbiamo previsto una certificazione che i brand possono chiedere per tutte le imprese della filiera in via preventiva a un ente terzo, in modo che siano certificate preventivamente rispetto alla sostenibilità ambientale, rispetto alla sostenibilità sociale, rispetto al caporalato, rispetto al mercato nero, tutta la filiera delle piccole e medie imprese e imprese artigianali, dal proprio brand, in modo da porli a riparo non solo da qualunque azione giudiziaria, ma a riparo anche rispetto ad azioni che possono colpire la reputazione del Made in Italy nel mondo. Nello stesso tempo, comprendendo quale sia il problema del fast fashion recente che sta invadendo i mercati europei con prodotti che giungono direttamente ai consumatori saltando gli accertamenti della dogana, abbiamo previsto una norma che per contrastare questo nuovo fenomeno di contraffazione di concorrenza sleale che è il fast fashion, perché sappiamo quanto importante sia la moda, le calzature e quant'altro. Gli 8 miliardi che chiedono gli imprenditori in 3 anni si potranno... Innanzitutto questa è una richiesta chiara che avrebbe dovuto essere fatta al Ministro Giorgetti, perché noi, non è un'impresa da poco che mentre Giorgetti giustamente applica il rigore significa tagli. Ha applicato il rigore al punto tale che noi siamo scesi al 3% del rapporto tra deficit e PIL, unico caso in Europa. Rigore significa stabilità, ma rigore significa anche bene utilizzo delle risorse. Quindi garantire contemporaneamente, di solito si diceva chi fa rigore fa macelleria sociale, o non era così? O non era così? Noi siamo riusciti a fare in piena d'intesa, Giorgetti con gli altri ministri economici e produttivi, e quindi anche col sottoscritto, rigore senza impatti sociali. Anzi, rigore investendo sulle imprese e sul lavoro. Non è poco coniugare il rigore con la crescita. Io ricordo altri che applicarono il rigore in questo Paese, facendo entrare il Paese in recessione. Noi abbiamo applicato il rigore, continuando a crescere, e siamo diventati un esempio, un modello in Italia, in Europa, come si può essere rigorosi sui conti pubblici, che sono i conti degli italiani, senza soffocare la crescita e l'espansione sociale e occupazionale. Quindi io credo che riusciremo anche in questa manovra a dare le risorse, un po' grazie alla riprogrammazione del PNRR che ci permette di liberare risorse nazionali. Dobbiamo essere, come dire, un buon padre di famiglia che sa come meglio armonizzare tra i propri figli, un po' con nuove risorse, e giungere al punto che si possono finanziare gli strumenti che prima dicevo, come giustamente chiede Confindustria, in modo adeguato anche in questa fase. Ma poi intercettiamo anche gli investimenti altrui. Se la Germania investe somme colossali sull'industria della difesa e chiede di fare quei lavori nel nostro Paese, facendo accordi strategici tra le loro grandi imprese e le nostre grandi imprese, non è meglio farli in Italia piuttosto che farli fare negli Stati Uniti o in Spagna o in altri paesi? Io credo che ci voglia responsabilità da parte di tutti, in un mondo delle guerre, con conflitti bellici e commerciali, per individuare, e noi credo che l'abbiamo fatta grazie ascoltando le imprese del Veneto, la strada giusta in un mondo in tempesta, la Navitalia, a cui le altre navi europee si aggiungeranno, per portare la nostra Europa fuori dalla crisi, perché l'Europa è assediata e accerchiata. E deve essere chiaro a tutti che non è una fase temporanea dell'umanità, l'Europa è assediata e accerchiata. E se permette, concludendo, se vedete quell'immagine di Pechino, quella foto di Pechino di poche settimane fa, Putin, Cina, Corea del Nord e altri grandi attori globali, ci dimostra che l'Europa e l'Occidente possono essere accerchiati ed assediati. E chi ha spiegato all'Europa e all'Occidente che bisognava spezzare l'accerchiamento, se non l'Italia? Per togliere la India da quella foto e portarla in Europa attraverso l'accordo di libero scambio, hanno coniugato in India un neologismo che è Melodi, per indicare la sintonia tra l'Italia di Meloni e di Modi, e l'Italia che indica all'Occidente come strappare da quella foto l'India ed evitare l'accerchiamento e portarla con noi.
insieme agli altri paesi del sud-est asiatico. È l'Italia che ha indicato quello che si poteva fare anche con l'accordo col Mercosur, perché il Sud America è importante per le vostre imprese, per il nostro paese e per il nostro Occidente. È l'Italia che ha indicato di coinvolgere l'Africa, dove ci sono Cina e Russia e non c'è più l'Occidente, perché l'Africa deve essere coinvolta nel nostro sviluppo. Noi sappiamo, perché abbiamo una vita millenaria, che quando si chiude l'Europa orientale è perché risorta la cortina di ferro nell'Europa orientale. Quando la guerra e le frontiere orientali dell'Europa, l'Europa che era cresciuta negli ultimi 30 anni solo a oriente, lungo la via continentale, integrando paesi e giustamente dell'Europa centrale e orientale e commerciando principalmente con la Russia per materie prime ed energia e poi attraverso la Russia con la Cina, se si è chiusa quella via alla crescita in oriente, lungo il continente, si è aperta necessariamente, grazie all'Italia, l'altra unica via di crescita del futuro dell'Europa, che passa attraverso l'Italia, coinvolge il Mediterraneo, la sponda sud e poi l'Africa, di cui il piano Mattei, piano lungimirante, ed è l'Italia che sta guidando l'Europa verso la nuova via del futuro, integrando il sud del mondo affinché l'Europa non sia accerchiata, isolata, e l'Occidente con essa. Noi siamo stati per anni orgogliosi dei prodotti del Made in Italy. Oggi finalmente l'italiano che va nel mondo può essere orgoglioso di quello che l'Italia sta facendo fare. Grazie, grazie Ministro Urso. Grazie per il suo intervento. E allora facciamo la somma di quello che ha detto il Ministro Urso, insomma anche tanti messaggi nei confronti di voi imprenditori. E allora, a conclusione di questa assemblea, io chiamo qui sul palco la voce più autorevole di Confindustria Nazionale, il dottor Emanuele Orsini. Benvenuto. Allora, dottor Orsini, ha sentito il Ministro Urso. Voi avete uscito anche un vostro rapporto con delle stime sulla nostra crescita, è stato presentato anche il documento programmatico di bilancio. La crescita c'è, però è una crescita che è stata definita da parte del vostro centro studi anemica. Allora io le chiedo, per fare un paragone tra la crescita anemica e quello che succede nel corpo umano, la mancanza di ferro, qual è il ferro che andrebbe e che va somministrato al nostro Paese per fare meglio, per stare in cura? Basta quello che dice il Ministro Urso? Bastano le misure ipotetiche che sono messe nella manovra di bilancio? Beh, intanto grazie Barbara, grazie Giuseppe, grazie mille. Un saluto a tutti gli imprenditori, un saluto al Ministro Urso. Beh, io credo, adesso non si vede il labirinto sotto e la parola caos, io credo che sia la partenza, cioè il fatto che quel labirinto ha talmente tanti muri a cui noi dobbiamo girare per fare impresa. Pensate, se non avessimo i sassi nello zainetto, quanto già stiamo facendo bene potremmo fare bene. E penso che mai più un titolo come questo fosse azzeccato. Questa settimana abbiamo presentato nel rapporto Centro Studi, e su questo do ragione al Ministro Urso del fatto che comunque parte degli investimenti, grande parte degli investimenti sono sostenuti dal PNRR, tanto più che noi abbiamo anche detto: guardate che se vengono a mancare i finanziamenti, diciamo la continuità del PNRR, che ha sostenuto la crescita del nostro Paese effettivamente, ma se togliessimo i soldi derivanti dal PNRR 25-26 faremmo un meno 0,2. Che poi dico, il PNRR c'è, quindi non è che noi stiamo dicendo per fortuna che c'è stato, ma quello ci deve far ragionare su una cosa semplice, che serve per forza un piano industriale per i prossimi 3 anni. Poi se ha 5 anni ancora meglio, perché figuriamoci, oggi noi facciamo fatica a capire cosa succede nei prossimi 2 anni, quindi avere un piano industriale del Paese per noi è diventato fondamentale, ma per un motivo semplice, perché l'incertezza la si combatte con la certezza. E l'unico modo per avere certezza è sapere cosa i nostri imprenditori possono utilizzare, cosa noi possiamo utilizzare per poter fare impresa. Serve la certezza del diritto, e vengo a un pezzo di burocrazia che ha toccato Giuseppe prima, Ariello, sui temi della burocrazia, perché anche su quello io credo che serva ad accompagnare i nostri imprenditori a fare bene impresa.
Però oggi dobbiamo dirci la verità. Nella legge di bilancio che stiamo, insomma adesso è una bozza, ci stiamo lavorando e credo che molti soldi andranno sulla difesa, però guardate che è il momento qui che il governo deve credere nelle imprese e nell'industria, perché già l'Europa non ci ha creduto e poco ci crede adesso. Noi abbiamo bisogno che l'Italia dimostri che creda nelle imprese e nell'industria. Perché c'è questa cultura un po' anti-industriale nel paese, e fatemi una dilagazione, porta pazienza. Questa cultura anti-industriale del fatto che comunque fare impresa, abbiamo sentito per un po' di anni, siamo prenditori, che comunque io voglio ricordare che il 75-80% del welfare di questo paese è pagato dall'industria e dalle imprese, che se viene a mancare quello siamo per aria. Se viene a mancare le esportazioni, 626 miliardi, di cui 100 miliardi arrivano dalle esportazioni, siamo per aria. Allora, capito questo, quindi parliamo di cultura, cominciamo a ragionare di cultura, del fatto quanto le imprese e cosa gli imprenditori fanno su questo paese, e cominciamo a considerarlo. Detto questo, cominciamo a dire cosa serve. Cosa serve? A noi servono poche cose, chiare, però che sappiamo dove vogliamo andare. Prima cosa, noi abbiamo cercato di suddividere, fare i compiti a casa, lo ripeteva adesso il Ministro Urso, abbiamo avuto moltissime interlocuzioni, lo ringrazio perché abbiamo fatto veramente un pezzo di lavoro e abbiamo anche costruito insieme, diciamo, cercato di modificare le cose che non funzionavano, perché Industria 5.0 all'inizio non funzionava, ma per le regole europee che sono arrivate, oggi l'abbiamo modificata, forse lo potevamo fare prima, forse lo potevamo fare meglio, però sicuramente è, diciamo, uno spunto che ci deve far pensare per il futuro, cioè il futuro noi abbiamo bisogno per i medi e i piccoli un sistema, una misura che sia automatica, facile da attuare, che non sia legata ai vincoli dell'Europa che ci ha portato fuori strada, che con tutte le norme che abbiamo messo oggi purtroppo qui anche in questa terra, come nella mia terra sull'automotive, abbiamo distrutto forse il primo prodotto europeo. Quindi su quello noi dobbiamo evitare di fare cavolate come ad esempio non finanziare gli energivori nel 5.0, ma la norma che ci arriva dall'Europa. Quindi medio-piccoli aiutiamoli nell'automatismo, semplice, con un freno a mano sull'Agenzia delle Entrate, sulle lettere di compliance che ci arrivano ogni 2x3, con un freno a mano su questo. Dall'altra parte i grandi noi abbiamo bisogno di sostenerli, perché sappiamo benissimo che i nostri portabandiere in giro per il mondo sono i grandi. E non voglio dire che i piccoli non funzionano, anzi, noi fortunatamente viviamo di filiere, però sappiamo che dietro ogni grande si porta appresso, no, una marea di piccoli, perché il nostro obiettivo, piccolo, farlo diventare medio, medio, farlo diventare grande. Questo è l'obiettivo di tutti. I nostri grandi oggi l'unico strumento vero che hanno è il contratto di sviluppo. E il Ministro Urso, che ci siamo trovati anche 3 settimane fa, sa benissimo che così come concepito non funziona, perché per fare un'istruttoria ci vuole 3 anni, ma quello là con un tweet ci ha cambiato le economie mondiali dicendoci che cambiava i dazi e tutto. Noi siamo in 3 anni dobbiamo fare un'istruttoria? E quindi su quello noi serve cambiare la misura degli incentivi, serve che io ho una certezza perché quello, il contratto di sviluppo per un imprenditore è vorrei ma non posso. Cioè vorrei fare quell'investimento ma non ho la capacità finanziaria di poterlo fare. Quindi quel settore, capito insieme alle politiche nazionali, che quel settore per noi è predominante perché ci porta, no, a un obiettivo di crescita del Paese, a quel punto lo spingo dandogli la possibilità di crescere. Ma dobbiamo essere rapidi. Quindi questo da fare altrettanto, e devo dire stiamo lavorando a questo capitolo. Terza cosa è continuare a far crescere il Sud. Perché se il Sud cresce, ovviamente c'è più integrazione nord e sud, tutto il paese va meglio, se tutto il paese va meglio, tutto funziona meglio. Tanto più sulle risorse, e qui a noi serve una mano Adolfo, a far capire a Giorgetti che non è un tema. Allora a me fa piacere che noi arriviamo sotto il 3%,
però a noi non serve un ministro della copertina più bella d'Europa perché siamo quelli che comunque facciamo i più bravi del mondo. A me serve, ma non in modo egoistico, serve come paese il fatto che comunque l'esperienza che abbiamo avuto sulle ZES, ci abbiamo messo 5,6 miliardi in 2 anni, ne abbiamo generati 28 miliardi di investimenti, quindi quel debito che abbiamo fatto di 5,6 miliardi sono rientrati in 2 anni, perché solo l'IVA li fanno rientrare, con 35.000 assunzioni. Quindi quello è il debito buono che serve a far crescere il Paese, perché il Sud cresce e altrettanto comunque può fare al Nord. Ma quello che ha funzionato lì, ce lo siamo detti più volte, è stato il fatto che abbiamo anestetizzato la pubblica amministrazione. Perché tutte le volte che presentiamo una concessione, non è possibile che io ci ho messo 17 mesi a avere una concessione per uno stabilimento di 28 metri in un terreno edificabile pianificato dalla regione e dal comune, perché quello vuol dire non saper attrarre gli investimenti dall'estero, non far perdere la voglia di farli ai nostri. L'unico vantaggio, il vero grande vantaggio, oltre al finanziamento, è stato quello di poter avere una certezza del diritto, della presentazione, della pratica, che quella pratica è andata a termine. Poche cose, e poi lavoriamo molto sulla semplificazione e la burocrazia. Questa è Italia. Bene, quindi modello ZES, burocrazia da semplificare. Il governo, per bocca del ministro Giorgetti, chiede la mano alle banche, chiede la mano anche a voi imprenditori, alzare gli stipendi ai lavoratori. Il governo ha bisogno di voi. E voi imprenditori che dite? Che fare la media del pool è troppo facile. Cioè, mi spiego, perché è troppo facile la battuta. Allora, noi innanzitutto rappresentiamo 5,6 milioni di imprenditori, su 22 milioni di imprenditori. I nostri sono i contratti che pagano meglio. Si può fare di più, ammetto, si può fare di più, però che non si faccia la media sempre, che è l'impresa, che noi siamo gli unici che ci paghiamo la cassa integrazione, che comunque oggi di contratti, c'è quello del metalmeccanico che è in gestazione, che sta andando avanti nella contrattazione, che si è bloccato. Il nostro contratto della meccanica è l'unico che era legato all'inflazione, e altri non è che ne vedo, bisogna che ce lo diciamo, perché qui sembra sempre che noi, e quindi quel contratto legato a quel principio precedente ci viene cambiato il principio, e dico allora che principio usiamo, quindi su questo noi ce lo dobbiamo dire, però si può fare meglio, noi vogliamo fare meglio. Per fare meglio serve poter riuscire a fare guadagnare di più le nostre imprese, che possono fare ridistribuzione, e devo dire che col sindacato noi stiamo lavorando e stiamo facendo un ragionamento, ovviamente sempre nei modi di controparte, e noi abbiamo detto noi siamo disposti a fare la nostra parte. L'importante è che tutto il Paese faccia la propria parte, perché non è che poi il contratto del pubblico è là sotto, il contratto dell'industria qua, e poi si dice sempre che l'industriale o l'imprenditore paga meno. Cioè, cominciamo a ragionare che comunque la media non si può fare, e quindi abbiamo cominciato a ragionare su questo, che è importante anche diversificare. Secondo, abbiamo detto parliamo di contratti di produttività, che non vuol dire far andare le persone a una doppia velocità, così lo ripeto tante volte, ma il contratto di produttività insieme al sistema paese, vedo Leopoldo che saluto, Vincenzo alla presidenza, che vuol dire sistema paese, far sì che la logistica funzioni. Noi in logistica siamo al 19° posto su 27, cioè quindi fare in modo che il nostro paese possa funzionare meglio, poi distribuire di più e quindi può funzionare. Detto questo, grande lotta ai contratti pirata, perché poi voglio dire, vediamo una miriade di contratti che a volte anche un po', fatemi dire, sono battezzati anche da parte di alcune parti del governo, e non ci piace, perché se da una parte sponsorizziamo il fatto che dobbiamo essere perfetti pure all'India, poi vediamo altri contratti che non lo sono, ci dispiace. Quindi lotta ai contratti pirata e cominciamo a costruire un percorso. Voglio dire una cosa che è difficile, no? Io credo che sulle manifestazioni di ieri, perché io credo che noi dobbiamo dire una cosa, di sacrosanto il diritto del fatto che la gente possa manifestare, perché siamo in democrazia, posso anche capire perché venga fatto, però in un momento in cui, e qui io credo veramente serve responsabilità di tutti, in un momento in cui siamo sotto produttività, dove le nostre imprese stanno facendo fatica sulla competitività, abbiamo bisogno di dire che comunque bloccare il Paese fa male al Paese, ma fa male anche alle famiglie italiane. Questo ce lo dobbiamo dire.
Ultimo tema, quello dell'energia, il costo dell'energia. Allora, per quanto riguarda la semplificazione, abbiamo parlato del modello ZES. Per quanto riguarda il costo dell'energia, la parola chiave qual è? Disaccoppiamento? Ero mercoledì a Madrid con il presidente di Confindustria Spagnola, l'ho detto questa settimana alla presentazione del rapporto. In un dialogo privato col presidente di Confindustria Spagnola, SEOE, mi guarda Antonio Caravente, mi guarda e mi dice: sai Emanuele, la nostra fortuna è che noi abbiamo moltissimi giorni a costo di energia zero o negativo. Allora, poi qualcuno mi dice: ah vabbè, certo, parli della Spagna. Poi un altro dice: ah vabbè, parli della Francia. Ho capito. C'è qui la parola d'ordine è il disaccoppiamento, l'abbiamo capita tutti, siamo tutti d'accordo e l'ho detto l'altro giorno, ma allora cosa aspettiamo a farlo? Perché non è possibile oggi pagare l'energia come stiamo pagando e ormai diventa insostenibile, arriviamo all'inverno e diventerà un problema e ci torneremo a dire. E non può essere una misura, perché buttiamo via i soldi, cioè non può essere una misura a tempo, deve essere una misura che sia strutturale. Ci sono le concessioni idroelettriche, sulle concessioni idroelettriche lavoriamo su quella parte di disaccoppiamento vada alle imprese a un costo sostenibile. Capisco, ma anche qui è un tema di competitività. Poi ci chiediamo come mai le case automobilistiche scelgono la Spagna o la Francia per costruire le auto, oppure il Marocco. Il primo costo industriale per fare un'auto è l'energia. E quindi che aspettiamo? Cosa dobbiamo ancora aspettare? Io credo che non si possa più aspettare. Servono delle risposte subito. Avevamo promesse del fatto che settembre, prime settimane di ottobre, ci sarebbe stato un decreto sui temi dell'energia. Lo stiamo aspettando con ansia, ma questo ormai serve per dare una risposta a tutti quelli come noi che tutti i giorni aprono con le difficoltà che ci sono. In chiusura, il titolo dell'assemblea di oggi era Caos mondiale. Quale si augurerebbe fosse il titolo dell'anno prossimo di questa assemblea? Come abbiamo superato il caos. Ordine mondiale. Ordine mondiale. Grazie al Presidente Orsini, però non se ne vada perché questo è il momento, diciamo, della chiusa. Io vorrei invitare il Presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, insieme alla Presidente Barbara Beltrame Giacomello per una foto insieme al Presidente Orsini. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, nell'attesa che i Presidenti e ovviamente anche il Ministro Urso sale qui con noi per una foto ricordo. Vi invito tutti quanti a partecipare all'aperitivo che è stato organizzato dal Margraf subito dopo, appena al termine di questa assemblea. Grazie.